Buon pomeriggio, ben ritrovati con Antenna 3, un'edizione straordinaria perché da qui ai nostri telegiornali, a partire dal telegiornale del Veneto, vi racconteremo in queste 2 ore e mezza la situazione dell'allerta maltempo in Veneto. Abbiamo scelto di tenervi informati costantemente perché lo sappiamo, un'allerta rossa è comunque un'allerta importante e allora vi terremo aggiornati con i nostri inviati, soprattutto nelle zone più a rischio, e la zona più a rischio resta in questo momento quella di Vicenza, ma faremo un quadro della situazione generale e vi dico subito che parleremo non soltanto della situazione a Padova, nel Bellunese, nella Pedemontana e soprattutto a Vicenza, ma purtroppo c'è da registrare a livello di cronaca anche l'ennesimo femminicidio in Veneto, una donna di 41 anni uccisa a coltellate a Bovolenta vicino alla stazione. Poco si sa di questa cosa, ma c'è stato purtroppo questo grave fatto e allora i nostri inviati stanno raggiungendo anche Bovolenta per raccontarvi di questa tragedia, ma soprattutto partiamo da qui per capire l'evoluzione del maltempo e lo facciamo con al telefono, lo ringraziamo per essere con noi, il governatore del Veneto Luca Zaia. Buon pomeriggio Presidente. Buon pomeriggio a tutti. Peraltro sì. È inquietante questa notizia di Bovolenta di un ulteriore femminicidio, adesso cercheremo di capire cosa è accaduto. Purtroppo speravamo che la tremenda tragedia di Giulia Cecchettin avesse insegnato qualcosa, purtroppo abbiamo visto anche nelle settimane successive che ben poco ha insegnato anche quella triste vicenda. Torniamo sul maltempo, cosa ci può dire della situazione? Abbiamo raccontato già nella prima edizione di quanto stava accadendo e c'era il monitoraggio costante soprattutto per il Retrone e quindi la piena nella zona di Vicenza. Adesso la situazione com'è da quello che sa? Allora, la situazione è un'allerta arancione rossa, è critica. Diciamo che se non avessimo avuto le opere che io ho fatto realizzare dopo l'alluvione 2010 e quindi i diversi bacini che sono stati utilizzati oggi, avremo località del Veneto sott'acqua. Però il Retrone, che già il nome dà un'idea, no? Retrone, e quindi è il tema di questo fiume che quando ci sono le alluvioni, appunto, il nome ricorda il fatto che comunque c'è questo ritorno e rigurgito d'acqua. Il Retrone sta creando non pochi problemi. A Provanessia che è stata chiusa la ferrovia da Venezia su Milano e ovviamente è stato detto ai cittadini dei comuni più interessati di togliere le auto dagli scantinati nelle aree più a rischio. Si segue la situazione, seguiamo le previsioni con modelli che insomma non sono sufficientemente precisi rispetto a quello che c'era una volta e soprattutto si fa tesoro di questi grandi bacini che abbiamo realizzato che per fortuna ce li abbiamo, perché altrimenti saremmo qui già a spalare acqua. Ecco, la situazione come sarebbe senza quei bacini in questo momento? Sicuramente già con delle zone allagate, visto e considerato che i bacini sono entrati in funzione. Abbiamo aperto Montebello, l'Orlo, la Colomberetta e non si esclude di aprire il Muson dei Sassi nella zona della Castellana, a Castelfranco Veneto. Consideri che il Muson dei Sassi è un altro bacino di laminazione che ho realizzato, è un bacino che quest'anno ci ha permesso almeno 2 volte di non vedere Castelfranco sott'acqua. Allora, poi c'è la situazione del Bacchiglione, anche su quel versante c'è un po' di apprensione? Sì, in generale tutta la provincia in maggiore emergenza è Vicenza, seguita ovviamente a ruota da Verona, e quindi il veronese. Non è un caso che io abbia parlato dell'apertura della Colomberetta, che è a Monteforte d'Alpone. Mi ricordo che Monteforte fu devastato dalla rottura dell'argine del fiume dell'Alpone proprio nel 2010 e ovviamente la provincia di Padova. Abbiamo ancora questa nottata da passare, insomma le prossime 12-24 ore, dopo io spero che ci sia una stabilizzazione e si rientri alla normalità. Stiamo seguendo la situazione e sono allertati tutti, ringrazio i volontari, i vigili del fuoco, insomma tutti quelli allertati, ed è aperta H24 la centrale operativa della protezione civile di Marghera, la protezione civile della Regione Veneto. Ecco, ci conferma che ci sono 2 scuole, lo aveva detto questa mattina il sindaco proprio in diretta, il sindaco di Vicenza, ci sono 2 scuole chiuse nella zona vicinissima ovviamente al Retrone, null'altro per adesso, come decisioni non sono state prese altre decisioni?
che lei sappia. No, queste sono decisioni prudenziali come quella della chiusura Certo. della ferrovia Venezia-Milano, Certo. in via prudenziale, non è che la ferrovia è sotto acqua, No, certo. ma si dice in via prudenziale di evitare di fermare un treno, magari carico di gente, proprio nella fase di transito, e penso che sia corretto che in via prudenziale queste cose si facciano, si scelgono e si decidano. Le ultime due cose che le chiedo, i modelli cosa dicono per le prossime ore? C'è un po' più di ottimismo oppure è meglio restare in attesa, diciamo, vigile? Si resta in attesa e ovviamente si segue accompagnando questa ondata di maltempo che ha dato tanta piovosità appunto soprattutto alla provincia di Vicenza, Verona e Padova. Grande nevosità in montagna, però le temperature sono basse e tengono, quindi non c'è il rischio che lo scioglimento porti anche all'ingrossare dei fiumi oltre misura anche con l'arrivo del disgelo della neve. Le parlava lei di prudenza, allora che messaggio si sente di dare soprattutto a chi abita in queste zone più colpite? Evitare gli atti eroici di andare sopra gli argini per fare i filmati del fiume in piena o per guardare il fiume in piena o fare le foto, perché ricordo che lo sfondamento arginale è uno dei classici, diciamo, elementi dell'alluvione. Se sei sopra un argine che se ne va dalla pressione del fiume, tu muori, non ti salvi. Quindi è pericolosissimo. Evitare, se in caso di allegamento, di entrare in scantinati, di fare magari quello che logicamente uno gli viene da fare, però insomma di non andare negli scantinati in caso di allegamenti e di eventualmente, se si hanno auto in zone dove c'è il rischio di esondazione, dove comunque si sa che storicamente il fiume quando è grosso potrebbe farti arrivare acqua, portatele fuori dallo scantinato e lasciatele nei piazzali. Benissimo, grazie anche per queste, è sempre importante dare anche indicazioni, non dovrebbe esserci bisogno, ma bisogna sempre ripeterlo. Grazie Governatore, grazie Presidente. Grazie. Allora, ovviamente la situazione, diceva Zaia, è in costante monitoraggio, la sala della protezione civile regionale è aperta, poi più tardi sentiremo anche gli aggiornamenti dell'assessore regionale Bottacin. A proposito, ecco, intanto saluto e ringrazio già i primi ospiti, vedo collegato il generale Giancarlo Iannicelli. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Dovrebbe essere collegata anche da Padova la nostra Valentina Visentin che ci dà un aggiornamento della situazione del Padovano. Grazie Valentina. Allora, un secondo, voglio sentire proprio le parole di Bottacin di questa mattina che abbiamo anche sentito nel corso della prima edizione per farci un quadro. Abbiamo già avuto il quadro dal Presidente Zaia, ma sentiamo anche Bottacin e poi andiamo subito con le altre voci. La perturbazione prevista sta interessando dalla serata di ieri il territorio del Veneto. Avevamo previsto delle precipitazioni importanti soprattutto nella zona pedemontana e prealpina, oltre 200 mm di picco previsti tra oggi e domani. Nella zona di Recoaro abbiamo già superato nelle prime ore appunto della mattinata di oggi i 90 mm di pioggia, quindi precipitazioni piuttosto importanti. Monitoraggio particolare di tutti i corsi d'acqua, ma in modo particolare del Bacchiglione, dell'Agno, del Gua e del Retrone, e è già stato parzialmente aperto il bacino di laminazione di Montebello e sta per sfiorare il bacino di laminazione di Colombaretta. Ovviamente il monitoraggio continuerà a piovere anche nelle prossime ore e anche nella giornata di domani, sia pur in attenuazione. Quindi il monitoraggio continua, massima attenzione soprattutto nella zona montana e pedemontana. Montana perché la temperatura si alzerà e quindi le precipitazioni nevose si alzeranno di quota e quindi ci sarà della neve che si scioglierà, quindi rischio valanghe che si aggiunge a rischio dissesti e eventuali situazioni localizzate di allagamenti. E i principali corsi d'acqua hanno già superato il primo livello di soglia e in alcuni casi anche il secondo. Allora, così questa mattina l'assessore Bottacin. Andiamo a Padova e adesso fra poco andiamo anche a Belluno, eccolo qua. Allora, Padova, Valentina Visentini, il Padovano, alcune zone in particolare del Padovano sono interessate? Sì, la zona termale è quella più interessata, è quella dei colli dagli allagamenti, delle piogge che stanno cadendo copiose dalle ultime ore
le ultime 15 ore qui nel Padovano. Siamo stati ad Abano Terme e Montegrotto Terme, dove ci sono soprattutto nella zona di Abano registrati degli allagamenti nelle strade, tanto che il sindaco Federico Barbierato ha disposto la chiusura di alcune strade e purtroppo, nonostante i segnali e le chiusure, le auto in alcuni casi hanno continuato a transitare. C'è stato anche un intervento di soccorso perché un'auto aveva attraversato una strada allagata ed era finita nel fossato, perché le acque del fossato avevano cominciato a invadere la strada e quindi non si distingueva più quando finiva il fossato e quando iniziava la strada. La zona di Monte Ortone, quella maggiormente, quindi quella di campagna, perché di fatto queste piogge stanno interessando soprattutto le zone di campagna per quanto riguarda gli allagamenti e quelle più basse sotto, e quindi sono quelle dove i campi si sono maggiormente allagati, quindi parliamo della zona di Abano, Montegrotto, Colli Ugani e in alcuni casi anche Teolo. Sorvegliato speciale il Bacchiglione nella zona di Saccolongo e di Selvazzano. Prima del suo arrivo in città la situazione a Padova invece è sotto controllo, perché ovviamente prima le piene passeranno ovviamente da Vicenza ed è lì che il Bacchiglione è maggiormente sorvegliato speciale. Per quanto riguarda sempre il Padovano, sembra che stia rientrando la situazione di criticità nella zona golenale di Cervarese Santa Croce e di Veggiano, dove anche lì in alcune zone di campagna si sono registrati degli allagamenti. Questa è insomma la situazione nel Padovano. Ovviamente l'allerta meteo permane anche nelle prossime ore. L'invito che fanno i sindaci è appunto di rispettare le chiusure delle strade dove si verificano gli allagamenti. In particolare per quanto riguarda Abano diamo un'altra indicazione: la Protezione Civile sta preparando i sacchi di sabbia qualora l'acqua dovesse entrare in alcuni scantinati, ma al momento solo in una via di Abano sono stati disposti sacchi di sabbia per evitare, dove ci sono garage interrati, che l'acqua possa entrare. Questa per quanto riguarda il Padovano, la situazione insomma Ti chiedo scusa, ci puoi ridire dov'è che la situazione sta rientrando? La situazione, ci ha detto il sindaco di Cervarese Santa Croce pochi minuti fa, sta rientrando nella zona golenale. Rimangono chiuse le due strade, un paio di strade che già questa mattina erano state chiuse, ma sembra che l'acqua piano piano si stia ritirando verso i campi e quindi insomma stia lasciando il manto stradale. Questo per quanto riguarda Cervarese Santa Croce. Sorvegliato anche Veggiano. Abbiamo sentito il sindaco pochi minuti fa, il sindaco di Veggiano ha detto che la situazione è sotto controllo anche nella zona di Mestrino a sorvegliare l'acqua sta adesso in questi giorni i disagi che si hanno in questo momento riguardano per quanto riguarda ad esempio la città di Padova. La situazione è sotto controllo. Sui livelli di guardia, perché ovviamente la piena si attende prima a Vicenza e quindi poi in base ai calcoli che si faranno dal Ponte degli Angeli di Vicenza si può calcolare anche l'andamento e il flusso dell'acqua verso la città di Padova. La Coldiretti è intervenuta in questi investimenti del PNRR per la manutenzione, il risparmio e il recupero della acqua, perché da pochi giorni fa e anche l'estate scorsa si parlava di siccità e quindi insomma la Coldiretti chiede che ci siano anche interventi per... Vale, ti sentiamo male a tratti, sta andando un po' via il collegamento. Allora facciamo così, ci riaggiorniamo fra poco, magari ci ricolleghiamo per capire se ci sono aggiornamenti, va bene? Ok, allora a proposito di Padova, adesso andiamo anche a Belluno, vediamo questo post del sindaco Sergio Giordani. Questa mattina sono stato alla sede della Protezione Civile provinciale di Padova per una ricognizione sulla situazione riguardo le piogge di questi giorni. La situazione è costantemente tenuta sotto controllo, le diverse squadre sono operative nei vari distretti in giro di monitoraggio. Abbiamo registrato qualche intervento in provincia, come diceva Valentina Visentin, soprattutto nella zona termale, per qualche allagamento su strade e case private, leggeri smottamenti sui colli. Grazie a tutte le volontarie e volontari del nostro corpo di protezione civile per il prezioso servizio che portano alla città e alla cittadinanza tutta. Arrivo subito dal generale Iannicelli, prima però col giro andiamo a Belluno con Tiziana Bolognani e Alberto Pivetta. Tiziana.
Sì, Nicola, buon pomeriggio a te e ai tuoi ospiti. Noi siamo in un luogo di osservazione privilegiato che dà, come dire, conto della situazione in provincia di Belluno, che è e resta ancora tranquilla. Siamo praticamente affacciati sul Piave e il colore dell'acqua e soprattutto l'altezza del Piave non preoccupa, perlomeno in questo momento, anche se continua a piovere. Devo dirvi che c'è stato anche una tregua all'incirca attorno alla pausa del pranzo. Non ci sono stati scossoni di grande rilevanza in provincia di Belluno a causa dell'allerta meteo, che in pianura è rossa, mentre in montagna resta di colore giallo. I COC di alcuni comuni sono aperti e operativi in via precauzionale dalle prime ore di questa mattina. L'ANAS e Veneto Strade invece stanno operando sul fronte dello sgombero delle strade, perché in alta montagna, ma non in tutte le vallate, sta nevicando. Nevica abbondantemente nella parte alta della provincia, in Cadore soprattutto, nel sopra Cortina, ma ad esempio, così come ci aveva raccontato questa mattina il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno, non è nevicato a Santo Stefano di Cadore, quindi la zona del Comelico e di Santo Stefano probabilmente viene avvantaggiata da un flusso d'aria che mantiene le temperature al di sopra dello zero termico, ed è come dire la temperatura che normalmente tramuta l'acqua in neve. I quantitativi di neve però sono abbondanti laddove sta nevicando, sono abbondanti, la neve è pesante e il piano neve ha fatto scattare il controllo, il monitoraggio delle strade e soprattutto quella accortezza che si chiede agli automobilisti, sia di auto, di vetture che dei mezzi pesanti. Con tutta evidenza c'è il filtraggio dei mezzi sulle principali strade e lo stop a quelli che non hanno le dotazioni invernali. In talune strade vige l'obbligo di procedere con le catene montate per evitare naturalmente disagi alla circolazione, come era accaduto venerdì scorso, quando in tanti, soprattutto autisti di mezzi pesanti, si sono trovati sprovvisti di catene e hanno bloccato la circolazione a Calalzo e sulle strade, sulla 51 di Alemagna verso Cortina, all'ingresso di Cortina, e proprio a Cortina città, dove la circonvallazione venerdì scorso era stata proprio bloccata. Come vi dicevo, come ti dicevo, questa giornata sta passando tutto sommato senza grandi scossoni. Il maltempo, l'ondata di maltempo durerà per tutta la giornata di domani. Il picco si dovrebbe registrare questa notte, ancora con moltissima pioggia nelle vallate, con la neve che si concentrerà nella parte alta della provincia, ma soprattutto nella fascia prealpina, e quindi per quanto riguarda la vallata bellunese verso il colle del Nevegalle, il colle del Visentin. Nulla a che vedere naturalmente con quanto sta accadendo nel resto della regione, dove i quantitativi d'acqua sono significativi e importanti. Siamo stati questa mattina nella sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, e i Vigili del Fuoco ci hanno garantito e assicurato che la situazione è sotto controllo, che non ci sono emergenze di sorta, ma che insomma è sempre meglio restare attenti, certo. Attenti soprattutto nella circolazione viaria su strade che presentano pendii
abbondantemente innevati, perché la neve è pesante, gli apporti sono consistenti ma non hanno il tempo di consolidarsi, e quindi ci potrebbero essere in taluni casi episodi di scivolamento occasionale con interessamento anche di parte delle carreggiate. Il rischio valanghe è salito al grado 4 su una scala di 5, e quindi a chiunque balenasse in questo momento l'idea di dedicarsi a attività ludiche come sci alpinismo, ciaspolate o gite in montagna, è bene che ci ripensi, che non lo faccia nella maniera più assoluta, che aspetti i prossimi giorni e che soprattutto si informi non solo con i bollettini meteo, ma con il bollettino puntualissimo dell'ARPAV valanghe, che segnala non solo l'altezza della neve ma anche i quantitativi vallata per vallata. Dopodiché agli escursionisti, come sempre, è raccomandata massima prudenza e soprattutto la dotazione fondamentale, cioè l'ARTVA e la pala e la sonda nel caso di necessità. Averle appresso è fondamentale, avere appresso questa strumentazione, questa dotazione è fondamentale, ma è altrettanto fondamentale saperle usare, e quindi fondamentale, importante, è quello che segnala anche il soccorso alpino, fare le prove a secco, cioè prima di partire per l'escursione bisogna capire se si è in grado di utilizzarli, e questo naturalmente per la sicurezza personale è una questione per davvero salvavita. Benissimo. Nicola, se tu sei d'accordo ti restituisco Certo. la linea e ci sentiamo, ci diamo appuntamento più tardi se Perfetto. tu riterrai necessario altro collegamento. Grazie mille, grazie Tiziana, grazie Alberto Pivetta. Allora, in attesa di collegarci, fatemi capire quando ho Vicenza, Luisa Bertini con Simone Squarcina e anche la Sharon Di Carlo nella zona del Bassanese. Vi ricordo che vi racconteremo anche in diretta purtroppo dell'ennesimo femminicidio in Veneto. A Bovolenta una donna di 40 anni, Sara Burattin, che è stata uccisa a coltellate in Viale Italia. Il cadavere sarebbe stato trovato dalla madre. Sul posto ci sono i carabinieri, si stanno recando anche i nostri inviati. Purtroppo un altro gravissimo fatto di cronaca. Torniamo al maltempo. Allora, mi scusi se l'ho fatta aspettare, volevo fare un quadro con alcuni degli inviati. Generale Iannicelli, cosa è successo, cosa sta accadendo, cosa potrebbe succedere? Intanto sapevamo, c'era un'allerta, le sue puntualissime previsioni del venerdì l'aveva annunciato. Ecco, spieghiamo tecnicamente cosa sta accadendo. Certo, giustamente ricorda che è un'ondata di maltempo annunciata dalla vostra emittente già da venerdì. Questa settimana sarebbe stata una settimana un po' critica. Tecnicamente, ecco, c'è un flusso zonale, un flusso di aria umida dall'Atlantico, ma quello che è più critico è che si è formato un ciclone, una depressione proprio sul Tirreno, quindi si dice una ciclogenesi. Quindi questo ciclone, oltre a rafforzare gli effetti dei sistemi perturbati che passano su di noi, li crea, c'è proprio una ciclogenesi, e quindi va, a far perdurare i fenomeni. Il periodo è anomalo perché sulle nostre zone febbraio è normalmente appunto il mese meno piovoso, anche perché è il più corto, 60-65 mm di pioggia in un mese, quello che ormai ha fatto nelle ultime poche ore, quindi da questo ci siamo abituati. È una situazione che continua purtroppo perché è attivo questo motore, come dicevo, chi alimenta questa situazione è questa depressione che ferma sul Tirreno, quindi va a colpire un po' tutto il centro-nord e soprattutto il nord, con precipitazioni che sono differenti se non per quantità, per intensità, a differenza della cosiddetta bomba d'acqua. È una pioggia anche subdola, nel senso che a volte si rafforza, a volte è più continua, c'è qualche interruzione, però dura molto, quindi le quantità si vanno ad assommare e poi a fine ciclo abbiamo una quantità molto forte di pioggia che va a ricadere sui nostri territori. Abbiamo avuto nevicate abbondanti e continuiamo a averle, 1200-1300 metri. Adesso fortunatamente in un certo modo la temperatura si alza, quindi nelle prossime ore ancora nevicata, ma 1600-1800 metri. Però il periodo
sud già è pericoloso perché questa abbondantissima coltre e spessore di neve facilmente si stacca. E poi è soprattutto un tipo di neve cosiddetta pesante, perché c'è neve e neve. Questa neve pesante perché è ricca di umidità, quindi pesa molto, è ricca di umidità e quindi è pesante e quindi può creare ulteriormente problemi alla circolazione ma anche insicurezza. E cosa dire? Appunto, continuerà questa precipitazione. Queste precipitazioni. Allora, le chiedo fra pochissimo cosa succede nelle prossime ore. Peraltro lo diceva anche Tiziana, livello 4 su 5 di valanghe, insomma l'ha detto chiaramente anche Tiziana, chi avesse la malsana idea di avventurarsi in quelle zone per fare sci non è il caso che lo faccia. Allora, so che abbiamo Vicenza in diretta, è la situazione più critica in questo momento. Luisa Bertini con Simone Squarcina. Luisa, allora... Non ti sentiamo col microfono. Luisa, non ti sentiamo col microfono. Vediamo se riesci a attivarlo. No, non ti sentiamo. Vediamo se riusciamo in diretta a mettere a posto. Nel frattempo vi ricordo Vicenza, situazione con il retrone, lo ha ricordato anche il governatore Zaia in apertura. Ci siamo? No, vedo che ci sono problemi. Allora facciamo così. Ritorniamo da te fra pochissimo, tanto sei lì, poi vediamo anche com'è la situazione del retrone. Allora, generale Iannicelli, torno da lei e le chiedo adesso cosa dobbiamo aspettarci, perché sappiamo che c'è una situazione ancora in evoluzione di allerta, dovrebbe terminare alla mezzanotte di giovedì, quindi se non faccio male i calcoli, giovedì mattina la situazione dovrebbe essere normalizzata, è così? No. Diciamo che il motore, come dicevo, la depressione che è ferma, il ciclone che è fermo sul Tirreno continuerà a essere attivo, è un motore che produce ancora forza. Quindi sarà qualche intervallo, ma domani sono previste delle precipitazioni sì, abbastanza diffuse, continue. Ripeto, il gioco si fa sull'intensità, ecco, a tratti le precipitazioni sono intense, a tratti meno intense. Ma venerdì addirittura, almeno dalle carte che abbiamo, dovrebbe esserci addirittura un peggioramento. Quindi, e poi sabato durerà tutta la settimana. Naturalmente abbiamo degli intervalli, però questa situazione critica, questa situazione di piogge abbastanza diffuse e continue durerà fino alla fine della settimana. Cosa bisogna fare? Mi lasci un attimo, direttore, perché lo devo dire. Cambieremo questo tipo di tempo che è sempre più instabile, forse lo cambieremo fra 100, 200, 300 anni. Cosa bisogna fare? Ecco, bisogna attrezzarci a queste situazioni. Allora, protezione civile che funziona nel Veneto molto bene, e mi permetta di dire l'informazione, quindi Media Nord-Est sta facendo un'informazione continua, capillare, presente con suoi collaboratori, con suoi inviati su tutte le province, si informano i cittadini, perché la cosa più importante, oltre a parlare di sogni pindalici, cambieremo il tempo, sì, fra poco cambieremo gli usi, bisogna affrontare queste situazioni che saranno purtroppo sempre più, più frequenti e più intense. Ecco quindi protezione civile e informazione, in modo che, come diceva lei, giustamente ricordava, è da pazzi con questa situazione, con questo tipo di neve, nevicate e questo strato molto alto, andare in montagna. Poi se uno ci va, per carità, i pazzi ci sono. Ecco, questa è informazione. Grazie, la ringraziamo anche ovviamente del complimento. Noi facciamo il nostro mestiere ovviamente, che è quello di dare anche delle semplici indicazioni che possono sembrare ovvie, ma purtroppo spesso non lo sono, evidentemente. Allora, quindi dobbiamo aspettarci una situazione di tira e molla, mi conceda questa cosa molto terra-terra, molto semplice e poco tecnica. Pioggia, 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 tregua, pioggia, 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 tregua, una cosa del genere, un tira e molla di questo tipo. C'è da dire poi che infatti diciamo un po' verso periferia si stanno creando i problemi, i fiumi naturalmente si ingrossano, perché il terreno, passano le ore, passano i giorni e si riempie più si ingolfa di acqua, no? Veramente è piena di acqua, quindi riesce a ricevere molto meno, quindi pochi millimetri di pioggia
più si va avanti e più creano dei problemi, no? E questo purtroppo è la situazione che si viene a creare. Anche pochi millimetri, la pioggia potrà calare e calerà a momenti, però il terreno è intriso talmente d'acqua che non rifiuta proprio, si crea subito, come dire, l'allagamento. Per significare come il tempo è veramente strano ormai, instabile, segno del cambiamento climatico, e si parlava, come ricordava poc'anzi anche lei, che i laghi, il problema dei laghi erano quasi all'asciutto, no? Basta vedere anche i nostri laghi qui sulle nostre montagne. Ora si segnala il Garda, che è un lago importantissimo con un livello di livello dell'acqua altissimo, non si ricorda decenni che non era così alto. Vedete che come queste variazioni, come questi impazzimenti, e come dice lei, una frenata, un'accelerazione. E qua dobbiamo fare i conti con questo, noi dobbiamo attrezzarci, ripeto, a queste situazioni. Poi cambieremo il tempo, sì, con le abitudini, giusto, ma chissà quanto passerà. Mi perdoni se magari sono un po' pessimista. Lei mi diceva che forse venerdì ci sarà un peggioramento ulteriore, cioè vuol dire che dovremmo aspettarci un venerdì una situazione come quella di oggi, senza toccando ferro e toccando qualsiasi metallo? Almeno, poi per carità il tempo è talmente in evoluzione, da quello che vedo io, da domani ancora sono delle precipitazioni, però ripeto, sono abbastanza variate, aumentano, si diffondono, poi diventano più isolate, poi riaumentano, però la situazione generale, cioè la situazione meteorologica continua, quindi io prevediamo che anche venerdì c'è un peggioramento nelle precipitazioni, quindi anche di nuovo un'abbondanza di precipitazioni, ma precipitazioni che ci interesseranno sabato e anche domenica. Ecco, la prossima settimana, diciamolo subito, tranne qualche strascico di domenica sera, poi avremo un miglioramento sicuramente, però per venerdì noi prevediamo ancora, io prevedo per carità ancora delle precipitazioni sempre nelle stesse zone. Ma si interessa con questa situazione, con questo, poi è chiaro che stesso nella nostra regione, vedete come la zona pedemontana, la zona di Padova, sono zone più sottoposte, anche perché la conformazione del terreno, dicevamo, no? Certo. Il terreno molto intriso d'acqua facilmente, i corsi, noi siamo ricchi insomma di corsi minori, di fiumi che però facilmente poi, come dire, si riempiono e tracimano, ecco, creano nelle campagne. Le campagne sono belle, producono, però sono anche, come dice, fragili a certe situazioni di precipitazione. Quindi abbiamo, ripeto, ancora una situazione che cambia poco. Certo che ci sarà un intervallo, c'è anche un po' di attenuazione dei fenomeni. Come le nevicate ci saranno a quote più alte, e questo crea anche altri problemi, perché a quote alte, 1600-1800 metri, c'è la nevicata abbondantissima e pesante, quindi attenzione ancora una volta al problema delle valanghe che possono poi interessare anche quote più basse. Allora, le chiedo di restare collegato con noi, perché è un nostro faro lei, è importante avere lei in diretta, perché ci può dire anche ci può andare sui scogli, però. No, ci può dire se diciamo castronerie, se ci può correggere, se diciamo cose giuste. Allora, mentre leggo quest'ansa, lo dicevamo prima, lo sentivamo prima, il governatore Zaia, sono ore complesse per le condizioni meteo, osserviamo con attenzione l'intero territorio regionale e in particolare i fiumi del Vicentino, dove i livelli idrometrici si stanno alzando, riscontriamo situazioni critiche anche nel Veronese e nel Padovano. È quello che sostanzialmente ha detto a noi. In sostanza sono le parole, credo, riportate, che l'ANSA riporta dal nostro collegamento telefonico in diretta. Oggi, a differenza del 2010, lavoriamo con algoritmi, modelli previsionali, abbiamo la soddisfazione di aver messo in moto i bacini di laminazione che hanno salvato e stanno salvando numerose zone. Allora, sempre Zaia dice: non escludiamo che su decisione delle autorità competenti nella gestione delle infrastrutture sarà necessaria la chiusura di alcune tratte ferroviarie nelle prossime ore. Lo sappiamo che la Milano-Venezia nel tratto è stata chiusa in un tratto nel Vicentino per prudenza. Per Bottacin le previsioni di ieri ci indicavano 200 mm in 48 ore. Le previsioni per cui
sarà stata l'allerta rossa arancione. Per ora siamo a 60-90, con picchi nell'Alto Veronese e nella zona di Recoaro, dove abbiamo raggiunto oltre 115 mm. Nelle prossime ore la perturbazione si sposterà a est verso Pedemontana Trevigiana e Montebellunese. È stato attivato il bacino di Montebello, quello sull'Orolo è in fase di collaudo, a breve sarà aperto anche quello della Colombareta. Non escludo, viste le previsioni, con le perturbazioni si sta spostando sul Trevigiano, che verrà aperto anche quello sul Muson dei Sassi, lo diceva anche Zaia prima. Allora, vediamo un secondo. Allora, chiedo in regia se abbiamo di nuovo Luisa Bertini da Vicenza. Eccola, la vedo. Vediamo se riusciamo a collegarci con lei. Fra poco, forse sì? Sì. Allora, Luisa con Simone Squarcina da Vicenza, la situazione più critica in questo momento. Com'è la situazione? Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Adesso ci troviamo in strada di Bertesina, che è una delle strade che sono state chiuse. Adesso invito Simone anche ad inquadrare la parte che è completamente allagata, perché qui a Vicenza il problema è stato proprio quello che i fossi, soprattutto nella zona est, anche se noi adesso ci troviamo di fatto nella zona ovest, non riescono a contenere l'acqua e quindi alcune delle strade sono state completamente allagate. Tra l'altro questa è una zona chiave per la città, a pochi passi da qui c'è la caserma Ederle e questa è la strada che passa, che porta più o meno nella zona dell'ospedale. Ovviamente il traffico è in tilt, non so se riuscite a vederlo al di là della strada che è stata chiusa per un tratto, non è l'unica strada chiusa. Perché c'è anche strada 7K che è stata chiusa alla circolazione e anche strada Pelosa dove è già stata posizionata e attivata una pompa. Dicevi bene tu, la situazione critica è la situazione del retrone, quindi preoccupa in modo particolare il retrone, tanto più che la piena che c'è stata attorno tra l'una e le 2, che abbiamo anche documentato nel TG dell'ora di pranzo. In parte il parco del Retrone è stato allagato da questa piena, tutti i parchi sono stati chiusi qui a Vicenza, nel comune di Vicenza, per precauzione. Già da stamattina la polizia locale ha iniziato ad informare con il megafono tutti i cittadini in viale Fusinato, così come nella zona dei ferrovieri, affinché spostassero le automobili dalla strada e dagli scantinati. Quindi zone considerate a rischio: la zona dei Fusinieri, zona di Cabalbi, zona di viale Fusinato. Che dire delle scuole? Delle scuole adesso è in corso una riunione al COC che è stato aperto a partire da ieri in tardo pomeriggio, proprio per valutare l'eventuale chiusura delle scuole domani nel comune di Vicenza. 2 scuole sono già state chiuse per precauzione stamattina, che è la primaria statale Arnaldi e la scuola dell'infanzia comunale Molino, entrambe nel quartiere di Sant'Agostino. Altro nodo critico che domani sarà particolarmente attenzionato è quello del Bacchiglione. Sono state installate le paratie anche sul Bacchiglione, nonostante ancora non sia arrivato a livelli di guardia. Ricordiamo che solitamente qui a Vicenza è il Bacchiglione a destare preoccupazione, nonostante i bacini di laminazione che vengono attivati permettono appunto alle acque di defluire prima dell'arrivo in città. Quindi oggi l'attenzionato speciale resta il Retrone. Per quanto riguarda le attività precauzionali messe a punto anche da Viacqua, ci sono le 2 idrovore in Viale dello Stadio e in Via Leoni, che sono nella zona, per intenderci, del Tribunale Nuovo, nella zona dietro al Tribunale, dove il Bacchiglione va a confluire con il Retrone. Ecco, qui Simone Squarcina, che con me vi sta mostrando le immagini appunto
di quella che è il livello dei fossi, la strada completamente allagata. Come dicevo, non è l'unica strada completamente allagata, il che ha comportato anche disagi e difficoltà alla viabilità. Infatti, per arrivare da una parte all'altra della città anche noi abbiamo impiegato parecchio tempo. Come dicevo, zone attenzionate, la zona del Parco Retrone in modo particolare, chiusi i parchi cittadini, e adesso, notizia proprio di qualche minuto fa, si sta valutando anche la chiusura delle scuole comunali per domani, però ovviamente questo lo sapremo tra qualche ora, perché è in corso la riunione al COC proprio per valutare anche questo tipo di ipotesi. Ma quindi fammi capire, Luisa, anche un aggiornamento su... Sì, quindi c'è, giusto per ribadirlo, sapevamo da stamattina con il collegamento con il sindaco, eri proprio sulla zona del parco, sapevamo che c'erano 2 scuole che erano state chiuse nelle vicinanze, c'è un'ipotesi, sì, lo specifichiamo bene, ipotesi che eventualmente poi vi confermeremo ufficialmente, di poter anche chiudere tutte le scuole domani a Vicenza. Esattamente, l'ipotesi è quella, diciamo, che ci sia la possibilità di ampliare le scuole chiuse a seconda anche del livello di criticità. Poi ovviamente la mappatura, o se verranno chiuse tutte oppure se non verranno chiuse perché la situazione è tornata sotto controllo, questo ve lo sapremo dire nel corso del TG della sera, o probabilmente anche prima, perché è prevista, se verrà confermata, una conferenza alle 18 proprio per fare il punto della situazione su quello che sta succedendo appunto a Vicenza. Io, prima di restituire la linea allo studio, darei anche un brevissimo aggiornamento su quello che succede in provincia, perché anche a Grumolo delle Abadesse è stato aperto il COC, ci sono dei campi allagati, a Torri di Quartesolo la situazione, che di solito è quella del Tesina, che desta preoccupazione, invece è sotto controllo, e anche a Longare è stato attivato il COC. Però ecco, la situazione più critica resta quella di Vicenza, in modo particolare relativa al Retrone, mentre del Bacchiglione probabilmente se ne riparlerà in nottata e nella mattinata di domani, perché la piena del Bacchiglione è prevista invece per domani. Ultima cosa, per poi ti lascio libera. Sì, tutto, ultima cosa, poi ci ricolleghiamo per farci magari qualche aggiornamento, poi contiamo di essere magari di seguire in diretta la conferenza stampa alle 18. Sì. Alle 18. Sì, per il momento sembrano queste le informazioni, ma è tutto in evoluzione, perché ovviamente sono in riunione, quindi ce lo comunicheranno. Appena ce lo comunicano, ovviamente ve lo facciamo sapere. Stamattina nel collegamento con te che appunto avevano dato disposizione di spostare le auto nella zona vicino al parco, e hai verificato, è così, insomma è stata fatta questa operazione? Sì, penso che molti cittadini, comunque, essendo stati allertati anche dai megafoni, probabilmente si saranno adoperati per spostare le auto dalle strade e anche dagli scantinati. Comunque, a quanto sappiamo per il momento, ma poi finito questo collegamento ci sposteremo proprio nella zona del Retrone, soltanto la parte del parco è stata allagata, ecco. Va bene, grazie Luisa Bertini, ci risentiamo fra poco, Non so se abbiamo anche Sharon Di Carlo, chiedo sempre in regia a Tony Esposito e Tony Paul, non ancora, fra poco ci ricolleghiamo anche con Belluno. Allora, generale Iannicelli, lei diceva, è ancora collegato, eccolo qua. Allora, anzi facciamo così, allora arrivo subito da lei, vediamo la situazione questa mattina in un servizio proprio sulla zona della Pedemontana tra il Vicentino e il Trevigiano, quindi la situazione del maltempo nel servizio realizzato dalla redazione di Bassano. Piove su tutta la Pedemontana, nevica sull'altopiano e sul massiccio del Grappa. Le precipitazioni intense annunciate nei giorni scorsi sono arrivate sul Bassanese, dove le centraline ARPAV segnalano già qualche decina di millimetri di pioggia in poche ore. Molti corsi d'acqua minori sono in difficoltà soprattutto nella zona sud di Marostica e di Pianezze, ma a tenere cittadini e amministratori con il fiato sospeso sono soprattutto le criticità idrogeologiche del territorio.
A partire dal distacco di massi che ha devastato la Valsugana, tutta l'area è in sofferenza e le frane di Enego, Marostica e Valbrenta dei giorni scorsi lo confermano. Il timore dei sindaci è che tutta questa pioggia, unita all'acqua proveniente dai monti, possa accentuare movimenti franosi già in atto. Squadre della Protezione Civile monitorano le aree più esposte per poter intervenire con tempestività, mentre in pianura sono osservati speciali fiumi e corsi d'acqua. In altopiano è tornata la neve, la grande assente di questa stagione invernale. Nevica infatti da stanotte su quasi tutto il comprensorio, anche se con l'aumento delle temperature si è girata in pioggia ad Asiago e alle quote più basse. Gli accumuli a Campomulo, alle Melette, in Marcesine e sul Verena sono invece significativi ed è probabile che continui a fioccare fino a stasera. Questa situazione potrebbe allungare, se le temperature lo permetteranno, la stagione dello sci almeno per qualche altro giorno. Sotto il profilo turistico sicuramente, perché questo ci consentirà di allungare la stagione che è stata da questo punto di vista un po' critica fino ad oggi, fino a ieri, e soprattutto anche in chiave di riserva idrica. Questa copiosa nevicata in quota consentirà un minimo di riserva idrica per l'altopiano, ma soprattutto per la pianura sottostante. Quindi oggi benediciamo la Dama Bianca che, seppur in ritardo, si è fatta attendere, ma è sempre la benvenuta. Vabbè, ci sta anche un po', come dire, l'ottimismo dei sindaci per il turismo e vi ricordo, l'abbiamo detto prima, ve lo ricordo, la circolazione ferroviaria, questa è una nota anche di servizio, la circolazione ferroviaria è stata sospesa dalle 16:10 di oggi, quindi da mezz'ora circa, sulla linea ferroviaria Milano-Venezia tra le stazioni di Vicenza e Padova per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona e che hanno provocato il rischio di esondazione di una serie di corsi d'acqua. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, è in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria, viene spiegato, con i treni ad alta velocità che potranno subire deviazioni con maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti. Quindi se dovete prendere il treno in queste ore, armatevi di pazienza, ma sono decisioni precauzionali che, come dicevamo prima anche con il governatore del Veneto e con il presidente Zaia, devono essere prese, perché devono essere prese e la prudenza non è mai troppa. Allora, generale, sentivamo adesso la coda del sindaco. La neve è sempre la benvenuta, perché dobbiamo pensare anche, poi c'è anche al turismo. Qualche settimana fa si parlava di un'estate che poteva essere molto critica sul fronte della siccità. Pioveva poco, era piovuto pochissimo, eccetera, eccetera. Situazioni come questa però forse non aiutano, nonostante piova molto, oppure aiutano? C'è un altro lato della medaglia? No, giustamente il sindaco Di Gallio ricordava. Lui la vedeva naturalmente in primis per il turismo, essendo una località turistica, però per le riserve idriche è importantissimo. I problemi estivi sono legati spesso anche a una scarsissima quantità di neve caduta poi in inverno, quindi è benedetta questa neve, ripeto, è tutta una riserva, quando si scioglierà naturalmente, per la pianura. Quindi è importantissimo veramente, però ribadisco, mi lasci ribadire che sì, ci saranno delle fasi alterne, già domani un piccolo intervallo poi ripeggiora, ma per venerdì dovrebbe esserci di nuovo una diffusione delle piogge abbastanza forte su tutta la nostra regione. E poi mi lascia anche dire, ricordando prima, e lei ricordava giustamente, come bisogna affrontare queste situazioni di estrema instabilità. Ecco, i bacini di laminazione, i bacini di contenimento sono delle strutture, delle infrastrutture, delle strutture che hanno un piccolo impatto, un minimo impatto con il territorio, però sono importantissime perché evitano tante volte degli allagamenti veramente dannosi per le cose e anche per le persone. Ecco, questo è l'atteggiamento che bisogna avere, secondo me. Poi se si dà, ripeto, una spiegazione ideologica, diventa una religione il cambiamento climatico, allora questo è un altro discorso. Però se si vuole affrontare e attenuare gli effetti anche dannosi di questi cambiamenti, ecco, si deve affrontare con questo, affrontare il problema con delle opere che si fanno anche con una certa facilità e che non impattano così tanto il territorio, e con questa situazione di prepararci all'emergenza con la protezione civile e con l'informazione.
Senta, lei è una memoria importante, non sto dicendo che è vecchio, ma è una memoria importante, è una memoria storica da questo punto di vista importante. Quando è cominciato questo cambiamento così evidente? Grazie della domanda. Io dicevo, no, prima benedetto algoritmo, no? Benedetto perché ha risolto tante cose, però non dobbiamo, l'intelligenza delle persone non deve abdicarsi poi a queste formule che sono complesse, sono dovute allo studio dell'uomo, però poi a un certo punto, come dire, comanda l'algoritmo, no? Io ci metto sempre una certa preparazione e intelligenza che, ripeto, non deve mai mollare, come l'intelligenza artificiale adesso va benissimo, ma attenzione a non farci comandare dall'intelligenza artificiale. Quindi dico questo, è cambiato, io mi reputo, è 52 anni, ripeto, che faccio il meteorologo, già una trentina, ho avuto sempre per un'attenzione per la climatologia, per quello che sono la statistica. Una trentina d'anni fa vedevo già 30-35 anni fa che le temperature crescevano. Ecco, a me hanno colpito soprattutto le temperature, poi anche le piogge e la distribuzione, ma quello che colpiva di più, studiando i dati, che le temperature diventavano sempre più alte, l'estate diventavano sempre più calde e ripeto, e lo dicevo, se noi prendi i giornali 30 anni fa, io so Treviso, lo sa, quindi sui giornali di Treviso lo dicevo, facevamo degli articoli, guardate che qui il tempo sta cambiando. Qualcuno mi criticava pure all'interno del mio sistema, dice ma non creare allarmismi, proprio da badilante, come il badilante tocca il terreno e sente che il terreno diventa più asciutto, più arido. Io vedevo che le temperature stavano aumentando e poi hanno avuto, pensi solo una cosa, qualche anno fa, 25-30 anni fa, abbiamo avuto delle estate in cui la temperatura non ha mai raggiunto i 30 gradi, non l'ha mai raggiunti, quindi avevamo un'estate, oppure quando li raggiungevamo normalmente avevamo 7, 10, 12, 15 giornate con temperature oltre i 30 gradi, 31, 32 gradi. Da qualche anno invece quasi tutta l'estate abbiamo oltre i 30 gradi, ma non 31, 32, 35, 36 gradi, fino ad arrivare a 40 gradi come si sono toccati a Treviso qualche anno fa. Quindi mi sono accorto di questo cambiamento che era in atto e probabilmente stava aumentando, perché il problema dei cambiamenti climatici sono anche questi, stiamo vivendo un cambiamento molto veloce, ci sono sempre stati cambiamenti, no? Ma la vita di un uomo non se ne accorgeva nemmeno perché erano molto lenti, molto graduali. Quel problema di oggi è che sta avvenendo questo cambiamento velocemente. Allora già io che so vecchio, sì, però non vecchissimo, già mi sono accorto di questo, ma tutti se ne sono accorti, distribuzione delle piogge, un periodo lunghissimo senza pioggia e poi quello che non piove non fa in un mese, lo fa in un giorno. Quindi questa è anche la stranezza. Se noi andiamo a studiare l'intelligenza delle persone di analisi, se andiamo a studiare vediamo che la quantità di pioggia annuale magari non è cambiata e quindi non è cambiata, vabbè, no, però sono cambiati i giorni piovosi, quindi quello prima che faceva in tanti giorni ora lo fa in pochissimi giorni, se non in pochissime ore. E la ricordo sempre la lezione di un vecchio mio professore, cioè, se a uno che deve attraversare il deserto gli dai 100 litri d'acqua e se la gestisce, magari campa 100 giorni, 150 giorni, ma se lo costringe a berla tutta in 2 giorni non arriva, quello dopo qualche giorno è morto. Ecco, quindi che la distribuzione è importantissima e sta creando problemi, però fortunatamente ecco la variabilità, l'instabilità del tempo. I laghi finalmente sono pieni, il lago di Garda, vedete che è importantissimo il lago di Garda, una quota così alta del livello del lago non si era mai raggiunta da decenni, quindi questo secondo me è un fatto positivo. Allora, resti sempre collegato, vediamo, voglio capire, chiedo alla regia se Sharon Di Carlo è possibile averla, in ogni caso sentiamo anche le parole di Tiziana Bolognani che nel frattempo l'abbiamo vista collegata prima, ci ricolleghiamo fra poco, situazione sotto controllo in montagna, ma vediamo il punto della situazione proprio nel servizio di Tiziana Bolognani.
COC aperti e operativi e in via precauzionale in diversi comuni della provincia. ANAS e Veneto Strade all'opera sul fronte dello sgombero delle strade con il piano neve passato al grado di allertamento giallo che prevede il filtraggio mezzi sulle principali strade e lo stop per i mezzi che non hanno dotazioni invernali. Tutto sommato è passata senza scossoni la prima giornata di allerta meteo per la perturbazione che ha investito anche la provincia di Belluno, ma che sta causando criticità soprattutto nella fascia delle Prealpi e della Pedemontana Veneta. Nelle prossime ore, appunto, con l'aumento di quota dello zero termico si trasformerà tutto in pioggia e quindi sarà un ulteriore incremento di portata nei fiumi. Nella sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Belluno i monitor rimbalzano immagini rassicuranti, nessuna emergenza concreta per il momento, anche se il picco del maltempo è atteso nelle prossime ore fino a tutta la giornata di mercoledì, prima di una tregua all'insegna della variabilità prevista per giovedì. La situazione è perciò in evoluzione. La neve caduta in grande quantità in montagna è insidiosa perché a causa delle alte temperature saranno possibili distacchi spontanei nei versanti più ripidi, chiusi per pericolo valanghe il Passo Giao e il Passo Rolle. La situazione in questo momento è abbastanza critica, abbiamo un grado 4, quindi forte di pericolo valanghe. Sconsigliamo vivamente di frequentare l'ambiente alpino, specialmente nelle gite di sci alpinismo. Aspettiamo qualche giorno che il meteo e la natura faccia il suo corso e quindi in modo naturale vada ad assestare la neve nelle prossime giornate. Allora, adesso torniamo in diretta, vi faccio vedere, questa è appena arrivata, l'ha diramata l'assessore regionale Bottaccina, è il nuovo aggiornamento dell'allerta. Come vedete, eccolo qua, cerco di avvicinarlo, no, più vicino di così non riesco. Allora, mentre nel riquadro di ieri, nella tabella di ieri, criticità rossa erano per criticità idrogeologica Piave Pedemontano, Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone, cioè la colonna di mezzo, è diventata rossa per criticità idraulica, quindi questione esondazione, diciamo, la problematica idraulica è quella, Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone, quindi come dicevamo la situazione è quella più critica. È diventata rossa anche in questo si è aggiunta, diciamo, l'allerta rossa per criticità idraulica, mentre resta arancione la criticità idraulica sul Piave Pedemontano e arancione anche idrogeologica e idraulica del Basso Brenta Bacchiglione. Quindi c'è un possibile innesco, dice valutazione degli effetti al suolo, il comunicato della Protezione Civile, possibile innesco di frane e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari per la zona in allerta rossa, quindi quelle che vedete, probabile rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane, allagamenti di locali interrati e o sottopassi, innalzamenti diffusi dei livelli della rete idrografica secondaria che per la zona in allerta rossa potranno risultare rilevanti e con estese inondazioni e diffuso trasporto di sedimenti. Nella zona in allerta idraulica, innalzamento significativo dei livelli di corsi d'acqua principali con probabile superamento della seconda soglia idrometrica e inondazione delle aree limitrofe e golenali. Nelle zone rosse, la criticità idraulica in rossa in Vene B, lo vedete, Vene B, cioè Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone, è riferita ai livelli osservati e attesi lungo l'asta del fiume Retrone. Torniamo dunque a quella situazione. Allora, lasciamo per un secondo il maltempo, ma chiedo sempre al generale Iannicelli, che è gentilissimo di restare con noi perché ci torniamo subito. Ma c'è l'altra notizia della giornata, o meglio del pomeriggio di poco fa purtroppo, e cioè il femminicidio che si è consumato a Bovolenta, vittima una donna di 40 anni. Adesso io vedo collegato Francesco Ratai da Bovolenta insieme a Federico Cibotto e vi faccio vedere anche queste immagini che si riferiscono all'uscita, penso, del carro funebre dalla casa dove è avvenuto l'omicidio. Francesco, buongiorno.
Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Lo dicevi tu, siamo a Bovolenta, interrompiamo per un momento questa diretta sul maltempo per un fatto di cronaca molto grave. Siamo a Bovolenta, dicevamo, in Corso Italia, proprio dietro alla caserma dei Carabinieri del paese della Bassa Padovana. Siamo qui di fronte alle mie spalle, la vedete, quella casa dove c'è quella Casa Bianca, è appunto lì davanti, così ci ha detto un residente, lì davanti al garage è stato ritrovato il corpo di una donna quarantenne, Sara Burattin si chiama la donna, una donna che è anche madre di una ragazza adolescente. Il corpo è stato ritrovato dalla madre di Sara, che ha avuto anche un mancamento, è stata soccorsa dal SUEM. Non si sa ancora molto di questa morte violenta. Si sa che la donna è stata accoltellata, questo si sa, e sembra che il compagno sia ricercato al momento, di lui non si hanno tracce. Questi sono gli aggiornamenti che abbiamo in diretta dal posto. Allora, tu sei riuscito a parlare anche, scusami, la conosceva, Francesco, diceva... Tu sei riuscito a parlare con qualcuno anche, no? Che fra poco riusciremo a sentire qualche intervista che hai raccolto. Cosa ti hanno raccontato? Ci hanno raccontato quello che hanno visto. Ci hanno raccontato quello che hanno visto, ci hanno raccontato che questa famiglia aveva subito da poco un lutto perché il padre della vittima è mancato qualche mese fa per una brutta malattia, quindi una famiglia colpita dal dolore. Una famiglia che si era trasferita in questa casa, questa è edilizia popolare, si era trasferita dopo il 2010, dopo la famosa alluvione che colpì Bovolenta, la parte verso Padova, chiamata la Busa. Loro vivevano prima lì, dopodiché la loro casa è andata sott'acqua, il comune gli ha assegnato una casa qui in Corso Italia, alle spalle del centro storico di Bovolenta. La famiglia è residente qua, la madre ha 65 anni ed è originaria di Polverara. Al momento non abbiamo ulteriori notizie, stiamo cercando appunto di capire il compagno della vittima, se sia indagato o meno. Queste sono cose che di cui non Francesco, abbiamo a che ora sarebbe certezza. successo? Quello che si sa. A che ora sarebbe successo l'omicidio? Esattamente Nicola, arrivavo proprio a questo punto qua, verso le 12 sono partiti gli appelli ai soccorritori, quindi orientativamente l'orario è mezzogiorno di oggi, in mattinata, sì, esattamente, in mattinata. Proprio una vicina ci ha detto verso mezzogiorno ho visto trambusto di auto, di ambulanze, quindi c'è molto riservo da parte degli inquirenti per il momento. Il corpo, lo avete mostrato voi, è appena stato portato via dal servizio delle onoranze funebri. Resta il dubbio del compagno di Sara Burattin, questa giovane donna di 40 anni che ha perso la vita sicuramente accoltellata. Quindi, questo abbiamo la certezza. Quindi di fatto da quello che mi sta dicendo, insomma, sostanzialmente da quello che sta emergendo, un omicidio che sarebbe avvenuto, se la richiesta dei soccorsi è arrivata a mezzogiorno, immagino che si sia consumato in mattinata, non si sa quanto prima, e la madre ha trovato la donna esanime. Esatto, la casa che vedete inquadrata dietro di me è della madre. La ragazza, da quello che ci hanno detto i vicini, non viveva lì con la madre, lì viveva la madre, quindi c'è anche questo mistero da svelare.
Resta il fatto che resta l'angoscia per un nuovo femminicidio, nuovamente una donna perde la vita. Adesso bisognerà capire, gli investigatori stanno indagando, cercare di capire cos'è successo. C'è molto, come ti dicevo, riservo da parte delle forze dell'ordine perché sono proprio i primi momenti quelli che vi stiamo muovendo. Scusa? C'è un vicino che sta cercando di entrare in casa, i carabinieri gli dicono che non si può oltrepassare questo cordone di sicurezza che le forze dell'ordine hanno steso qua in Corso Italia 2 a Bovolenta. Questa casa non è una casa unifamiliare, sono più appartamenti. Dove è avvenuto questo omicidio è in testa nel lato verso nord, nella parte sopra, perché sopra è abitata da un altro nucleo familiare. Queste sono le notizie che abbiamo raccolto per il momento da Bovolenta. Allora, so che ci sono delle interviste che poi fra poco stiamo preparando, delle interviste che avete mandato da lanciare. Allora ci ricolleghiamo con te fra poco, anche per capire se ci saranno novità sul compagno o marito in fuga. Esattamente, un ultimo aggiornamento che ti do non riguarda il caso di Bovolenta, ma qua al momento la pioggia sembra aver rallentato, non sta piovendo e anche durante tutto il pomeriggio in cui siamo stati qui davanti a questa abitazione la pioggia è stata molto molto blanda. So che i colleghi comunque ti stanno aggiornando da parte di tutte le altre province. Fra poco ci riaggiorneranno. Allora ritorniamo da te fra poco con maggiori informazioni. Nel frattempo il sindaco di Bovolenta, Anna Pitarello, dice: la conoscevo bene, sono notizie che lasciano senza fiato, piena fiducia negli inquirenti affinché si possa arrivare in tempi rapidi alla conclusione dell'indagine. Al momento non si hanno notizie del marito 39enne che risulta irreperibile, le ricerche stanno proseguendo a tutto campo, quindi c'è questa persona, il marito di 39 anni che risulta irreperibile. Lo ripetiamo, una donna di 40 anni, Sara Burattin, accoltellata a morte non distante dalla stazione dei Carabinieri. Omicidio consumato all'interno della casa dove vive la mamma, e la mamma ha trovato la figlia, è stata accolta evidentemente e ovviamente da un malore. Sara Burattin lascia una figlia di 12 anni, purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvarla ed è purtroppo l'ennesimo femminicidio che si consuma in Veneto. Allora, torniamo al maltempo, ci ricolleghiamo poi più tardi con Francesco Ratai perché poi ci mostrerà anche le prime interviste che ha raccolto. Nel quadro generale della situazione in Veneto si è parlato anche della pedemontana e della pedemontana trevigiana e del trevigiano in particolare. Io vi ricordo cosa ha detto l'assessore Bottacin, e cioè, aspettate un attimo che trovo subito il punto. Insomma, tra le previsioni dell'assessore Bottacin è che adesso la perturbazione si sposta anche nella zona del Montebellunese, del Trevigiano e anche possibilmente anche nella Castellana. Noi siamo in collegamento in diretta, lo vedo, il sindaco di Castelfranco Stefano Marcon, nonché presidente della provincia. E allora, com'è la situazione? Come potrebbe essere la situazione nella zona innanzitutto di Castelfranco e poi anche della provincia di Treviso? Buonasera. A Castelfranco in questo momento noi abbiamo aperto il COC, abbiamo attivato le operazioni di monitoraggio, siamo in contatto con i consorzi di bacino e hanno cominciato a laminare, quindi hanno aperto le casse di espansione sia a Riese Pio X che a Vallà, a Godigo, e quindi l'Avenale è in calo, così come è in calo il Muson. Erano in situazioni di sicurezza perché al margine per il punto massimo è ancora piuttosto elevato,
e quindi adesso sta anche un po' smettendo di piovere, non abbiamo alcun tipo di criticità. Ci sono le previsioni perché domani mattina torni a piovere in modo copioso e quindi terremo alta l'attenzione rispetto appunto ai canali d'acqua che interessano Castelfranco Veneto. Dalla provincia ci sono alcune situazioni che sono monitorate, ad oggi in questo momento non ci sono delle gravi criticità e quindi speriamo che insomma in qualche modo questa emergenza passi. Ecco, quindi nella Marca trevigiana è più da attenzionare la mattinata di domani che le prossime ore? Così dicono le previsioni, questa notte non dovremo avere problemi e sono previsti oltre 30 mm nella mattinata di domani e quindi bisogna fare lì un po' le misure da intraprendere, però laddove insomma ci siano qualche segnalazione sono già attivati i volontari di protezione civile che stanno monitorando e ripeto ad oggi non sono segnalate a questo momento grandi criticità. Ecco, abbiamo in collegamento anche il generale Iannicelli che diceva ormai ci dobbiamo abituare a questa situazione e ci dobbiamo abituare un po' con la protezione civile, un po' con l'informazione, sono le armi, o si può fare anche qualcos'altro? Guardi, questo sistema si sta rilevando insomma efficace, nel senso che le amministrazioni comunali vengono tempestivamente informate a livello regionale delle previsioni e conseguentemente insomma mettono in atto quelle azioni che servono in questo momento. Guardi, a Castelfranco Veneto ogni qualvolta arriva una allerta meteo, chiamiamolo così, noi procediamo con la pulizia dei sottopassaggi, zone che sono particolarmente soggette magari a pericolo di esondazione sono monitorate e vengono pulite, così come lo fa Castelfranco, lo fanno moltissime altre amministrazioni comunali e questo consente anche con i nuovi sistemi di contenimento, le casse di espansione si sono rivelate determinanti insomma, per questo tipo di prevenzione. Devo dire che Castelfranco e la Castellana, per esempio, da tempo, fortunatamente, incrociando le dita perché poi non si sa mai, ma insomma non abbiamo più avuto allagamenti. Va bene, allora io ringrazio il sindaco Marcon, presidente della provincia, se vuole resta collegato con noi. No, grazie, perché adesso andiamo a fare l'ultimo giro per vedere come sei. Ok, e poi allora facciamo una cosa, dopo che ha fatto il giro si può ricollegare così siamo tutti tranquilli? D'accordo, allora sì, datemi un'oretta e poi magari faccio un'altra chiamata, va bene? Benissimo, grazie all'assessore, grazie al sindaco di Castelfranco e presidente della provincia. Dicevo assessore perché sto per lanciare questo contributo da Vicenza. Nel frattempo mi dice la nostra Luisa Bertini che sta andando al COC, forse non faranno la conferenza che era prevista alle 18. E allora ci collegheremo appena, lo dico anche alla regia, appena sarà visibile ci colleghiamo con lei. Nel frattempo da Vicenza e torniamo, avete visto l'allerta rossa per criticità idraulica a Vicenza, quindi non più solo come era ieri l'allerta rossa nella zona del Piave Pedemontano, ma anche a Vicenza, ma era inevitabile. L'assessore Matteo Tosetto, l'assessore del comune di Vicenza, che sostanzialmente ufficializza quello che già ipotizzavamo prima, cioè la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Vicenza per domani. Sentiamo. Il COC, che è costantemente riunito, ha appena preso una decisione importante, tenuto conto che il bollettino della Regione del Veneto ci dà fortemente critici sia nella giornata di oggi sia nella giornata di domani, sia sotto un profilo idraulico che idrogeologico. Pertanto abbiamo deciso di chiudere tutte le scuole di tutti gli ordini e grado, compresa l'università, il conservatorio e il polo infermieristico di Monteberico. Abbiamo anche deciso di chiudere ancora tutti i parchi giochi e parchi storici. Abbiamo deciso anche di chiudere gli impianti sportivi comunali e abbiamo deciso di chiudere anche i centri diurni per anziani e i centri di aggregazione sociale. Questo soprattutto perché vogliamo alleggerire fortemente il traffico, evitare che le persone siano in strada e poter lasciare così anche i mezzi di soccorso di poter muoversi. Abbiamo altrettanto fortificato quello che è il posizionamento dei sacchi di sabbia in tutta la città e il numero appunto di riferimento per poter continuare a monitorare la città, a dare segnalazioni è quello della polizia locale. Così l'assessore Tosetto da Vicenza, insomma inevitabile generale,
arrivare a una decisione del genere? Beh, certo, sì, bisogna stare attenti. L'allerta paga sempre, nel senso che ci si prepara a un'eventualità di emergenza più forte, quindi poi mi faccia fare il tecnico, direttore, purtroppo c'è questa deformazione. Ecco, qui non si parla di deformazione, di perturbazione. La perturbazione è qualcosa di immaginario, sta a significare la parte più avanzata, in teoria l'intersezione, vado sul difficile ma penso non tanto, l'intersezione della massa d'aria che avanza, l'intersezione col terreno, quindi è immaginario, sta a significare una massa d'aria che fa irruzione sul nostro territorio e può essere a carattere freddo o a carattere caldo. È importantissimo per dar bene l'idea ai cittadini, a chi ascolta della perturbazione. In questo caso, a prescindere dal sistema perturbato, è un afflusso di aria umida che continua ad arrivare, quindi a prescindere, ripeto, dal sistema perturbato, no? Sembrerebbe più facile, passa il sistema perturbato, ci mette 2 ore, 3 ore e migliora il tempo. Purtroppo così non è. Ci sono degli intervalli, ma intanto che quella depressione sul Tirreno non terminerà, non si colmerà, no? Si finirà, ci sarà sempre alimentazione quindi di aria umida che affluisce sulle nostre zone. Certo, in zone l'irruzione è più forte, in zone meno. Comunque c'è questa irruzione che investe un po' tutti i nostri territori e permane ancora per qualche giorno. Certo, domani, giustamente il Presidente diceva, domani mattina c'è un peggiore ancora delle precipitazioni, ma dovremmo avere qualche intervallo per giovedì e poi di nuovo giovedì sera un peggioramento e venerdì dovrebbe esserci un'irruzione più forte di aria umida e quindi dovremmo avere un peggioramento. Poi ripeto, il tempo, ma questo è quello che ci dicono le carte e purtroppo è così. Ecco, poi giustamente il Presidente, mi lasci dire, ve l'avevo ricordato pure io, informazione, protezione civile e qualche infrastruttura che si fa con più facilità, che sono le casse di contenimento, no? I bacini di contenimento, di laminazione, perché hanno dato veramente dei grossi risultati, l'abbiamo visto. E se servono si attivano, se non servono non danno nessun o quasi nessun fastidio all'ambiente. Questo è il percorso che dobbiamo fare. Ripeto, siamo nell'anomalia più completa, lo dico ancora una volta, normalmente non è la pioggia che ci deve interessare in febbraio, perché è un mese in cui normalmente piove molto poco, 60, poco più di 60 mm, quindi questo significa 60 litri di acqua ogni mese che il suolo riceve. In questo caso questo sta accadendo in poche ore. Attenzione, qui rientro nel tecnico, a sparare poi 300-400 mm. La misurazione di certi fenomeni è molto importante, non è così facile, se no vale pure il termometro che sta sotto l'orologio o l'imbuto che mettiamo nel giardino, prende la mano. La scienza non è così facile, mi creda, direttore, quindi anche le misurazioni certo. Io ci starei attento, quindi 300-400 mm, però ecco 70, 80, 100 mm in poche ore è quello che sta succedendo. Io le ricordo come è cambiato il tempo, come è cambiata la situazione di qualche anno, mi faceva andare indietro con gli anni. Il sistema, la meteorologia è gestita ancora dal Servizio Meteorologico Nazionale, quello dell'Aeronautica Militare, no? Quello che fa parte poi degli enti internazionali. Beh, noi eravamo obbligati, pensi com'è cambiato, fare un messaggio a loro, un telegramma di allarme a ogni livello, quindi a livello mondiale, quando nelle 24 ore avevamo 50 mm di pioggia. Questo per dirle che 50 mm di pioggia in 24 ore era già un allarme forte, dovevamo avvertire un po' tutto il mondo. Pensi adesso 50 mm che sono, le fa spesso addirittura in una bomba d'acqua di pochi minuti, se non poche decine di minuti. Vede come è cambiato, ecco come sono cambiati anche i parametri. Bene. Allora, generale, io le ringrazio infinitamente perché è stato come sempre molto preciso e ci ha dato un po' il punto della situazione, spiegandocelo molto, molto semplicemente, ed è l'importante. Quindi insomma sappiamo che la situazione è questa, sappiamo che venerdì ci sarà il peggioramento, sappiamo anche
cosa bisogna fare, cioè affidarsi alla protezione civile e guardare Antenna 3. Ecco, questa è la cosa fondamentale. Va bene. Io non voglio essere di parte, ma veramente un servizio così, guardate che un'antenna, cioè veramente che non costa niente al cittadino e che lei ha fatto 5-6 collegamenti con tutte le province, magari non le fa nessuno. No, certo. Che questo è un tesoro che dobbiamo mantenere, perché è un servizio, questa è televisione pubblica, capito direttore? Questa è la vera televisione pubblica, di interesse pubblico, capito? Di servizio, la televisione di servizio. Grazie davvero, grazie, troppo buono. Guardatelo ovviamente sempre anche quando non c'è l'emergenza maltempo. Allora, grazie al generale Iannicelli, Allora, facciamo un attimo il punto della situazione, facciamo un riepilogo in attesa di collegarci di nuovo con Tiziana Bolognani per fare una chiusura su Belluno, giusto per dovere di cronaca e per chiudere, diciamo, nella pagina bellunese, e quindi ci colleghiamo anche con Belluno. Sappiamo che la situazione è tranquilla da quel punto di vista. Ecco, prima di collegarci con Tiziana Bolognani facciamo anche, eccola qua, grazie a Tony Esposito, Sharon Di Carlo da Bassano. Sharon. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori. Continua a piovere qui a Bassano del Grappa e con la pioggia cresce l'allerta. Io sono in compagnia di Massimo Fabris del Consorzio Bonifica Brenta. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Qual è la situazione? Ci racconti? Purtroppo la situazione è in peggioramento. Da stamattina non ha mai cessato di piovere, anzi, come stiamo sentendo proprio adesso, la pioggia è in continuo aumento e stiamo monitorando tutta la nostra rete di competenza. Cosa può succedere in realtà in questo momento? Il problema grosso è l'ingrossamento dei fiumi e la capacità di dove andiamo noi a scaricare i ricettori principali di contenere la pioggia, l'acqua che portiamo, che sta trasportando il fiume. Quindi il grosso problema è che i fiumi a valle continuino a ricevere le acque provenienti dai nostri fossi, dai nostri canali. E poi il problema è che nei prossimi giorni è prevista ancora pioggia e questo è il punto fondamentale. Esatto, purtroppo fino almeno a domani la pioggia è prevista, poi ci sarà una piccola interruzione, però ancora nel fine settimana da venerdì sono previste precipitazioni importanti, i terreni sono saturi di pioggia, non riescono a ricevere nulla, come vediamo se ci guardiamo attorno le campagne sono allagate e questo ovviamente è un grosso problema perché la rete comincia ad andare veramente in sofferenza. Possiamo dire che voi siate i sorveglianti, no? Dei corsi d'acqua. Ora cosa state facendo? Siete al lavoro con questo escavatore? Sì, questo è un lavoro tipo che stiamo facendo in questo momento perché purtroppo l'acqua deve essere trasportata da quelli che sono i fossati esistenti, non è che possiamo inventarci nulla, niente di nuovo. Teniamo pulite le griglie per permettere giustamente all'acqua di defluire in maniera ordinata e cerchiamo di dare supporto ai comuni e alle protezioni civili se c'è la necessità. Abbiamo delle persone che sono nella bassa padovana con dei sacchi di sabbia per alzare gli argini dove i canali effettivamente stanno tracimando. Più che altro effettivamente nella parte della campagna, fortunatamente fino ad ora, anche in alcune arterie stradali minori, però purtroppo, ripeto, la rete quello può supportare, non può portare di più. Certo Nicola, ormai lo sapete, noi vi raccontiamo in diretta tutto quello che succede nel territorio e vogliamo raccontarvi in diretta il lavoro del Consorzio Bonifica Brenta. Alessandro, vieni con me con le immagini perché ci avviciniamo, eccoci qua, buongiorno, verso un operatore. Ci racconti cosa sta facendo, da quant'è che sta lavorando qui? Sono un paio d'ore che siamo qui su questa griglia, stiamo pulendo la griglia in modo da permettere che l'acqua vada sul suo letto, continui sul suo flusso perché sennò viene interrotta. Qual è la situazione? È molto critica, ha fatto tanta pioggia in poco tempo, veramente è una cosa. E allora le auguriamo buon lavoro, grazie. Grazie. Nicola, per il momento da Bassano è tutto, se ci sono degli aggiornamenti ti richiedo la linea, grazie. Benissimo, grazie a Sharon Di Carlo. Si aggrava la situazione della circolazione ferroviaria in Veneto a causa del maltempo dopo il blocco del tratto tra Vicenza e Padova che ha interrotto la circolazione sull'asse orizzontale nazionale tra Venezia e Milano. Poco fa in stazione a Vicenza è stato reso noto che sono stati bloccati tutti i convogli in partenza e in arrivo tra il capoluogo berico sia verso Treviso che sulla tratta che conduce a Schio. In questo momento la stazione ferroviaria di Vicenza è molto affollata di viaggiatori che stanno cercando di capire
come proseguire ovviamente i loro viaggi. Quindi bloccati tutti i convogli in partenza e in arrivo tra il capoluogo berico sia verso Treviso che sulla tratta che conduce a Schio. Questo per quanto riguarda la circolazione ferroviaria. Torniamo da Tiziana Bolognani, così chiudiamo sulla situazione del maltempo nel Bellunese. Tiziana. Sì Nicola, eccoci qua, in questo momento comincia a soffiare anche del vento gelido, questo è naturalmente perché la neve sta iniziando a produrre anche gli effetti dal punto di vista delle temperature che in questi giorni anche in montagna sono state più che gradevoli, per non dire quasi di stampo primaverile. Allora, come nel precedente collegamento siamo in questo punto di osservazione del Piave, la situazione non è cambiata e vi facciamo vedere l'acqua, perché l'acqua è quella che sta creando problemi alla pianura, mentre la montagna invece guarda con grandissima attenzione la situazione delle nevicate che potrebbero essere abbondanti, davvero abbondanti, con apporti molto significativi, però come correttamente diceva, supportato dai suoi studi, dalle sue conoscenze scientifiche, il generale Iannicelli, che è in collegamento con te in studio. La neve è molto umida, molto pesante, per cui è lì che bisogna prestare attenzione, e prestare attenzione in montagna certamente, ma anche e soprattutto a ridosso delle sedi viarie, della circolazione. Quindi anche in questo momento dalla protezione civile della provincia di Belluno l'invito a ridurre gli spostamenti in auto in montagna, compatibilmente evidentemente con il rientro a casa, perché questo è il momento clou del traffico e dagli uffici, dalle fabbriche si esce per ritornare nelle proprie abitazioni, insomma ridurre allo stretto necessario gli spostamenti, anche per non intralciare, nel caso in cui fosse necessario, il lavoro di chi è in strada a lavorare, scusate il bisticcio di parole, in ordine allo sgombero della neve. Sapete che da questa mattina, quando è stato diramata l'allerta gialla per le nevicate, è entrato in funzione in tutta la provincia il piano neve, che ha messo chiaramente in allerta e operativi sulle strade personale, gli uomini dell'ANAS e di Veneto Strade con i mezzi sgombraneve. Devo dirvi che problemi non ce ne sono stati, così come situazioni di rischio per i mezzi in transito, non come è accaduto la settimana scorsa, venerdì scorso. Diciamo che questa volta, anche con le previsioni di questo peggioramento ampiamente annunciato, gli automobilisti, gli autotrasportatori non si sono fatti prendere alla sprovvista e quindi tutti, ci auguriamo, stanno viaggiando con le dotazioni invernali e quindi con pneumatici da neve, mi raccomando non con gomme 4 stagioni, che in montagna ai noi non hanno grande effetto, grande efficacia, ma soprattutto con le catene non solo a bordo ma anche pronte per essere montate. E queste operazioni in provincia di Belluno si svolgono lungo tutte le piazzole di cui sono disseminate le arterie principali della viabilità della provincia di Belluno. Ce ne sono moltissime, sono anche i luoghi in cui le forze dell'ordine, la polizia stradale, i carabinieri, la Guardia di Finanza, gli stessi uomini della protezione civile sono autorizzati a fermare i mezzi, a controllarli e in caso
anche a stopparli, a fermarli se non sono in regola. E vi ricordo che l'obbligo delle dotazioni invernali è ancora vigente e scadrà il 15 di aprile, per cui non ci sono scuse di sorta da presentare alle forze dell'ordine nel momento in cui si venisse bloccati, fermati e nel caso anche rispediti indietro. Mi preme, Nicola, se ho tempo, mi preme riproporre l'invito che vi faremo anche questa sera attraverso il capo della delegazione del soccorso alpino Dolomiti Bellunesi, Alex Barattini, che è stato anche nostro ospite durante la prima edizione dei nostri telegiornali. L'appello, l'invito a coloro i quali avessero in queste ore l'idea di prendere gli sci e le pelli per avventurarsi sui pendii dove c'è abbondante neve fresca, o anche solo per andare a fare delle passeggiate oppure semplicemente a curiosare. Allora, non lo fate assolutissimamente, perché ne va della vostra sicurezza e della vostra incolumità. Bisogna avere la pazienza di attendere davvero il passaggio di questa perturbazione altalenante, che offrirà sì spunti, momenti di variabilità e potrà dare l'abbrivio per escursioni. È meglio non farle in questo momento, meglio no, è meglio rinviare, perché il rischio delle valanghe è davvero elevato, grado 4 su una scala di 5, e per chi ha dimestichezza con i bollettini puntuali dell'ARPAV di Araba, Dolomiti e valanghe, questo è un momento molto delicato da non prendere assolutamente sotto gamba. Valutare anche la prossima settimana, qualora ci fossero condizioni più ideali per le gite in montagna, valutare i bollettini, valutare e constatare di persona la consistenza, la compattezza della neve è fondamentale, e soprattutto avere al proprio seguito, mettere nello zaino l'ARTVA, la pala e la sonda, e mi permetto di dire anche la testa, perché con la testa all'interno dello zaino è possibile essere più consapevoli dei rischi che si possono correre. Sapere utilizzare queste dotazioni per le gite in montagna è fondamentale. Se si sono acquistate queste dotazioni, se non si è pratici, è meglio iniziare a allenarsi, a esercitarsi a secco. Questo è l'invito del soccorso alpino, che mi permetto di rivolgere ancora una volta a chi ci sta seguendo da casa, certissima che questa volta gli appelli non verranno sottovalutati e verranno presi in seria considerazione, perché ai noi abbiamo pianto troppe vittime della montagna, e non è la montagna che causa le vittime, ma alle volte è la sottovalutazione del rischio che ci mette in condizioni, in situazioni di pericolo. Questo lo diciamo anche e soprattutto alle persone che hanno esperienza, che sono esperti e che magari proprio perché forti della loro esperienza si sentono invincibili. La situazione in provincia di Belluno è la seguente: continua a piovere, probabilmente in questi momenti anche con maggiore insistenza, però noi fiduciosi guardiamo il livello del Piave, perché non solo nel capoluogo ma anche lungo tutta l'asta, e quindi lungo tutti i comuni che si affacciano sul fiume
sacro alla patria, il livello del Piave è capace di dare a noi che viviamo in montagna maggiore sicurezza. Benissimo. Nicola, se tu non hai domande da studio io ti restituisco la linea e ci aggiorniamo questa sera comunque nel nostro telegiornale. Grazie mille, grazie Tiziana Bolognani, grazie ad Alberto Pivetta. Allora, torniamo fra pochissimo a parlare di maltempo perché ci collegheremo con la redazione di Padova. Prima però, restando nel Padovano, l'altro fatto di oggi, il femminicidio, l'ennesimo femminicidio, un'altra vittima, un'altra donna uccisa, Sara Bugattin, 41 anni, a Bovolenta. Un bel sorriso che viene spento dalla violenza di qualcuno che l'ha accoltellata. Allora, Francesco Ratai in collegamento con Federico Cibotto, quello che ci dicevi prima, insomma, è che c'è un marito irrintracciabile, ci sono aggiornamenti? Ciao Nicola, buonasera. Non è stato ancora rintracciato il marito. La sindaca di Bovolenta, Anna Pittarello, ha detto che conosceva bene la famiglia Burattin, erano persone molto conosciute in paese. Un vicino che non ha voluto farsi intervistare, quindi quella che sto per dire è una cosa che potrebbe essere più legata al chiacchiericcio che alla notizia, ma sostiene che nei giorni scorsi li aveva visti litigare in strada davanti alla casa. Questo quello che ci ha detto un vicino. Questo non vuol dire assolutamente niente, è normale in una coppia avere degli scambi anche alle volte con toni accesi. Quello che invece sappiamo sono le testimonianze che abbiamo raccolto poco fa da dei vicini e che pregherei la regia di mandare in onda. Sono venuto nel pomeriggio che erano le 3, sono andato da mia cognata perché dovevo parlarle e ho trovato la situazione come la vedete. Cosa diceva la famiglia? La famiglia sì, la conosco. È del posto? Sono del posto, sono nato qui e la famiglia la conosco. Lì abita la mamma? Lì abita la mamma. Senta, lei cosa ha visto dalla casa della cognata? Ma dalla casa della cognata si vedevano i carabinieri che stavano facendo rilevazioni, però altro no. I rilievi erano fuori casa? Non vi so dire. I rilievi erano fuori casa? Sì, i rilievi erano fuori casa. E la ragazza è nata a Bovolenta. La ragazza è nata a famiglia di Bovolenta, però altro non saprei dirvi, una cosa che mi lascia alquanto allibito che succeda una cosa del genere. Anche perché conosceva la famiglia e mai si sarebbe immaginato. Una persona più che a modo. Famiglia di lavoratori e altro non vi so dire. Che fai il burofaccino? Non so se il marito era in pensione della mamma della ragazza. È mancato che sono 3 mesi, ma no. La ragazza, la vittima, aveva una figlia, giusto? Sì, dovrebbe avere una figlia, a quello che so. Mi è venuta notizia così, ma non so niente. Sono qua perché spero di vedere la Maria. Che è la mamma? Sì. Conosceva la ragazza? Sì, è stata a scuola con mie figlie. È andata a scuola con sue figlie. Sto aspettando a vedere la Maria. Mi spiace per la Maria. Che è tornata a casa e l'ha trovata lei. Non so niente. Sto solo aspettando di vederla. Lei sa cosa faceva la ragazza? Non so niente, non posso dirvi niente, scusatemi. Non so niente. Nulla di noto. Non so niente. C'è sereno così. Infatti sì. Era bastonata in testa questa. Mi dispiace per la mamma. La mamma. Quanti anni ha la mamma? È vecchia, sto preso un po' meno di me. Comunque non posso più dire più niente, scusatemi.
Ecco, queste le testimonianze dei vicini, persone che erano vicine alla famiglia, conoscevano anche la madre di Sara, una famiglia, lo ripetiamo, che è stata colpita da un pesante lutto qualche mese fa perché il padre di Sara, della vittima, è mancato per un tumore pochi mesi fa. La ragazza Sara lascia una figlia dodicenne, poco più che adolescente. Al momento non si hanno riscontri su dove sia il marito della donna che lavorava come assistente in uno studio dentistico della zona. Nicola, queste sono le notizie che abbiamo raccolto. Quindi, in queste ore. Ora, se avete... Sì, prego. Stavi dicendo? No, stavo dicendo che ora andiamo a sentire il sindaco Anna Pittarello, certo, che ha dichiarato di conoscerla molto bene e che chiaramente lo vediamo anche dalle facce dei vicini, sono attoniti, non sanno cosa dire, non ci si aspetta una tragedia del genere alla propria porta, e quindi il tempo di arrivare in comune. Allora, a Bovolenta, quando sei in comune chiedi la linea, così sentiamo in diretta il sindaco, ok? Certo. Perfetto, certo, grazie certo. A Francesco. Ti restituisco la linea. Grazie a Francesco Latai e Federico Cibotto. Quindi il quadro è ancora molto nebuloso. Questa Sara Burattini di 41 anni, questa giovane donna che uccisa a coltellate nell'abitazione della madre che ha trovato il corpo, ovviamente colta da malore, e poi intorno alle 12, quindi l'allarme, quindi presumibilmente la tragedia si dovrebbe essere consumata nella tarda mattinata. Il marito rintracciabile, una coppia molto conosciuta, senza particolari problemi. Ci raccontava Francesco, ecco, di qualcuno che li aveva visti litigare di recente, ma da qui a pensare a altro ce ne corre. Quindi le indagini sono ovviamente in corso, bisogna trovare il marito, ovviamente, che per adesso risulta irrintracciabile. Torneremo ad aggiornarvi anche su questa tragedia, ma c'è poi il maltempo. Allora, riapriamo la pagina del maltempo. Abbiamo visto Belluno, la situazione che tutto sommato si chiude come emergenza. Resta ovviamente l'elemento valanghe, quindi livello di allerta 4 su 5, ma chiaramente l'appello è stato fatto in tutte le direzioni a non avventurarsi per sciate nelle zone ovviamente dedicate a questo. Non è il momento, non sono i giorni giusti, perché appunto c'è un forte pericolo di valanghe nel bellunese, ma sul fronte, diciamo, esondazioni e frane, la situazione è sotto controllo. Sappiamo di Vicenza, che è la situazione più critica. Fra poco ci ricollegheremo anche con Luisa Bertini. Vicenza, dove fa paura ovviamente il retrone, ma anche poi nelle prossime ore il Bacchiglione, il retrone soprattutto, e in ogni caso, passando scattata l'allerta rossa, si è deciso, e l'abbiamo fatto sentire in diretta dal COC, di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado domani nella città di Vicenza. Sappiamo che la perturbazione si sposta verso est, quindi potrebbe interessare anche la zona del Trevigiano nelle prossime ore. Il sindaco di Castelfranco e il presidente della provincia ci ha rassicurato che la situazione è sotto controllo. Torniamo allora a Padova, da Valentina Visentin. Scusate per aggiornamenti anche nelle zone che ci avevi già un po' raccontato. Esattamente, anche se adesso ha smesso di piovere qui a Padova dopo ore e ore di intensa perturbazione. Ci sono molti interventi in coda dei vigili del fuoco che stanno intervenendo soprattutto nelle zone di campagna per gli allagamenti nei campi. Parliamo della zona di Abano Terme, così come quella dei Colli a Rovolon, dove interessati sono anche dei vigneti e dei campi in questo periodo di semina. L'area golenale di Cervarese, Santa Croce e di Veggiano è stata interrotta
interrotta, è stata sospesa la linea ferroviaria tra Vicenza e Padova, quindi i treni non ci sono in queste ore tra tra Vicenza e Padova. La situazione in città è stata critica in mattinata per il traffico, i livelli dei canali però nella città sono sotto controllo, dicevamo anche smesso di piovere, insomma questo è un buon segnale, ma i canali soprattutto nelle zone di campagna si sono ingrossati e molti hanno superato i piccoli argini finendo nelle vie, tant'è che, come vi abbiamo mostrato anche in mattinata, ad Abano Terme alcune strade sono state chiuse. Il consiglio da parte dei primi cittadini che hanno chiuso le strade è sempre quello di rispettare i divieti, di non entrare nelle strade se si vedono degli allagamenti, anche perché la strada e quindi si fanno scattare così delle emergenze, come è accaduto questa mattina ad Abano, dove una donna è stata recuperata a bordo della sua auto che era finita appunto nel canale perché non aveva entrata in una strada che era chiusa per allagamenti. Dicevamo in comuni delle Terme, Rovolon per i Colli e Cervarese, qui si sono registrati gli allagamenti che riguardano soprattutto le campagne. Per chi è nella zona di Abano Terme, la protezione civile, lo ricordiamo, ha preparato fin da questa mattina sacchi di sabbia che possono essere usati come protezione e che sono disponibili nei magazzini della protezione civile di Abano Terme. Grazie allora a Valentina Visentin. Se ci sono altri aggiornamenti chiedi pure la linea, grazie. Allora restiamo con le immagini sulle varie situazioni di maltempo. Vi leggo allora questo integralmente, l'ultimo comunicato che è arrivato dall'assessore regionale Bottacin, così capiamo il punto della situazione in questo momento. Allora, da inizio evento alle 14 di oggi, quindi fino a poche ore fa, precipitazioni più significative su Prealpi, Pedemontana, Colli Berici Ugani e zone limitrofe, in prevalenza 50-90 mm con punte di 101 mm a Valle del Pasubio, 102 a Valpore e 117 a Turcati. Allontanandosi da suddette zone accumuli decrescenti sulle Dolomiti attorno ai 20-40 mm, l'abbiamo raccontato con Tiziana Bolognani, sulle zone meridionali e 10-20 mm sulle zone settentrionali, sulla pianura fino ai 5-25 mm della costa. Qual è la situazione attuale a livello meteo? Sulle zone montane e pedemontane del Veronese e del Vicentino precipitazioni moderate e frequenti, alla costanza insomma che mette allarme. Altrove precipitazioni deboli, discontinue. Quota neve in prevalenza a 1400-1600 metri sulle Prealpi e 1200-1400 metri sulle Dolomiti. A livello idraulico idrogeologico, allora le precipitazioni occorse hanno determinato significativi incrementi dei livelli idrometrici, dice la Protezione Civile regionale, in particolare dei bacini afferenti all'area pedemontana centro-occidentale, nello specifico Agno-Gua, livello sostenuto e stabile alla sezione di Recoaro, ancora in crescita a Ponte Brogliano, dove è stato superato il secondo livello di allerta. L'apertura del bacino di Montebello ha consentito di stabilizzare i livelli delle sezioni più vallive che rimangono sopra la seconda soglia di allerta. Fratta, Frassine, Gorzone, livelli in crescita lungo il sistema idraulico Fratta, Frassine, Gorzone. Chiampo, Alpone, livelli ancora sostenuti sul Chiampo, la sezione di Chiampo e sopra la seconda soglia di allerta alla sezione di San Vito. Sull'Alpone si è attivato lo sfioratore della Colombaretta con livelli ancora in crescita alla sezione di San Bonifacio. Bacchiglione, livelli sostenuti al nodo idraulico di Vicenza con superamento della terza soglia di allerta sul fiume Retrone, lo sappiamo bene, e della seconda sul Bacchiglione alla sezione di Ponti Angeli. Livelli in crescita e prossimi alla prima soglia di allerta alle sezioni di tensione di Longare e Montegalda. Livelli in rapida crescita sul canale Bisatto e in generale sulla rete secondaria della pianura tra Colli Eugani e Berici. Incrementi idrometrici meno significativi sono in atto, attenzione, meno significativi sono in atto sui bacini veneti afferenti alla pedemontana centro-orientale, Muson, Soligo, Monticano, Meschio e Livenza. Quindi la Marca Trevigiana che è fuori dall'emergenza e dall'allerta in questo momento. Qual è la previsione per le prossime ore? Quindi dalle 15, quindi in queste ore, però anche le prossime ore. Tendenza dalle 18, diciamo.
Precipitazioni estese in montagna, da frequenti sulle prealpi a discontinue sulle Dolomiti meridionali e brevi sulle Dolomiti settentrionali. In pianura, da frequenti a brevi, andando da nord a sud. Intensità generalmente moderate sulle zone prealpine e pedemontane e deboli altrove. Quindi pioverà, ma non pioverà tantissimo. In base comunque all'evoluzione meteo prevista, dice la Protezione Civile regionale, i livelli rimarranno sostenuti lungo il reticolo idrografico di testata dei bacini pedemontani. Si attendono per le prossime ore ulteriori incrementi idrometrici alle sezioni di pianura dei fiumi Gua, Frassine e Bacchiglione tra le province di Vicenza e Padova. Nel periodo di riferimento permangono i livelli ancora sostenuti nel nodo idraulico di Vicenza e oltre il terzo livello di allerta lungo l'asta del fiume Retrone. Questa è la situazione. Vi abbiamo proprio letto quello che è il comunicato della Protezione Civile regionale. Forse abbiamo Sharon Di Carlo da Bassano, lo chiedo alla regia, adesso avverto, per capire anche la situazione da quelle parti. Prima ci aveva mostrato una situazione comunque non particolarmente semplice Sharon Di Carlo. Ecco, questo, se lo vogliamo vedere, questo che ci ha girato l'assessore Bottacin è il livello delle precipitazioni, la cartina, la mappa delle precipitazioni cumulata alle ore 14 dal 26 febbraio alle ore 14 al 27, cioè oggi alle ore 17 solari. Vedete anche le zone più interessate con colorazioni diverse e dove c'è di fatto anche la maggiore criticità. La rivediamo meglio dopo. Sharon Di Carlo. Sì, eccoci Nicola. Siamo venuti proprio qui ai piedi del fiume Brenta per raccontarvi la situazione da vicino e potete vedere grazie alle immagini di Alessandro Costacurta. Il Brenta fa paura, sono immagini per così dire giornalisticamente bellissime, guardate la forza del fiume Brenta. Ci dicono i tecnici che la situazione al momento sia comunque sotto controllo, che sia una piena sotto controllo, però ogni volta che c'è una piena qui a Bassano del Grappa la memoria va al 4 novembre del 1966, quando appunto una drammatica, in quel caso piena, incurvò la struttura del Ponte Vecchio che vi sta facendo vedere Alessandro Costacurta, danneggiando i piloni in maniera irreversibile. Il Brenta quel giorno raggiunse i limiti mai visti, passarono sotto il Brenta 2300 metri cubi d'acqua al secondo. Ovviamente la situazione non è la stessa, Nicola, però qui a Bassano del Grappa ogni volta che c'è una piena torna comunque la paura. Nicola pensa che ce ne siamo occupati nei nostri servizi. Alessandro vieni, girati pure, Alessandro alla telecamera, girati pure, faccio vedere lì in fondo. Poco tempo fa c'erano due grossi tronchi di alberi, due tronchi che se fossero rimasti lì oggi sicuramente il ponte di Bassano del Grappa, il ponte degli Alpini avrebbe avuto dei problemi, perché erano due grossi tronchi incagliati proprio sul letto del fiume, che sono stati rimossi veramente poco tempo fa. Per fortuna, perché con una piena del genere sarebbero stati problemi per il Ponte Vecchio. Nicola, per il momento da Bassano è tutto, se ci sono aggiornamenti ti richiedo la linea, grazie. Benissimo, grazie a Sharon Di Carlo e a Renzo Rigon, o Alessandro Costacurta, anzi chiedo scusa. Immagini del Brenta impetuoso che passa sotto il ponte Vecchio. Vediamo se riusciamo a collegarci anche con Luisa Bertini. Vorrei tornare un attimo a Vicenza che fra poco, ecco, lo dico, avverto anche la regia, si sta per collegare fra un minuto, si collega anche Luisa Bertini da Vicenza, quindi torniamo in quella che è la situazione maggiormente da monitorare. Lo ripetiamo, il COC ha deciso per la chiusura delle scuole domani a Vicenza. C'è questa interessante statistica sempre dalla Protezione Civile regionale. Abbiamo visto, ecco, facciamo rivedere la mappa delle zone dove ha piovuto di più dalle 2 di ieri fino alle 5, quindi fino a poco meno di un'ora fa in Veneto. Vedete i millimetri
sono quelli segnati con i colori. Ovviamente dove c'è un colore più rosso ha piovuto di più e lo è comprensibile, insomma, la cartina, ma c'è anche una, questa non si vede, la leggo io, come dire, una classifica delle zone dove ha piovuto di più con l'accumulo, le precipitazioni in millimetri. Ebbene, a Turcati, nella zona di Requaro Terme, 140 millimetri di pioggia che è scesa dalle 14 di ieri alle 17 di oggi, quindi in poco più di un giorno. Quindi nella zona di Requaro Terme, in quella zona di Turcati, ha piovuto di più che in tutto il Veneto, 140 millimetri. Poi 134 millimetri di acqua a Valpore, Seren del Grappa, nel Bellunese, 121 millimetri ad Agno a Requaro Terme, 120 millimetri a Staro, Valli del Pasubio, 119 millimetri a Crespadoro, quindi siamo sempre nel Vicentino. E le prime posizioni sono quelle del Vicentino, a parte Seren del Grappa, 105 mm a Brendola, 99 mm a Valdagno, sopra i 100 mm tra il primo pomeriggio di ieri e un'ora fa. Sopra i 100 mm di acqua l'accumulo è stato soprattutto nella zona di Vicenza, e non a caso la zona di Vicenza è quella maggiormente attenzionata. Ritorniamo ad aprire, richiudiamo per un attimo l'emergenza maltempo, la parte dedicata all'emergenza maltempo. Torniamo invece a Bovolenta. Il nostro Francesco Ratai ha raggiunto la sindaca di Bovolenta. Stiamo parlando della 41enne che è stata uccisa a coltellate in casa. Francesco. È quello di Rai News. Francesco, sei in diretta. Nicola, buonasera anche ai telespettatori. Sono in diretta con Anna Pittarello, che di Bovolenta è il primo cittadino da 8 anni. Sindaco, sono notizie che non ci si aspetta mai di ricevere nel proprio comune. È una notizia sconvolgente per tutto il nostro paese. Siamo vicini alla famiglia, a entrambe le famiglie, soprattutto alla bimba, la ragazza che ormai ha 14 anni, perché è un dramma quello che è successo. Ecco, Sindaca, ma molte volte quando si parla di femminicidi si parla di tragedie annunciate. Voi avete, voglio dire, il vostro comune è abbastanza piccolo, avete avuto delle avvisaglie? Sara era mai venuta a parlare in comune di qualche problema? No, allora noi è un comune piccolo e ci conosciamo quasi tutti, infatti conosco tutta la famiglia da tanti anni. Non abbiamo mai avuto avvisaglie di questo tipo, effettivamente è stato un fulmine a ciel sereno, perché non avevamo mai avuto nessuno. Seguiamo diversi casi nel sociale, soprattutto di minori e famiglie con problemi, però non avevamo mai avuto nessuna segnalazione. Ecco, Sara al momento viveva con la madre, giusto? Da quello che ho sentito sì, da poco tempo viveva con la madre. Quindi è facile ipotizzare una rottura con quello che era il marito compagno, non erano sposati, grazie al sindaco che ci suggerisce. Lei è stata molto presente anche durante il periodo in cui ci sono state molte manifestazioni per Giulia Cecchettin. Anche da donna c'è un messaggio che si sente di dire anche ai suoi concittadini? Guardi, io sono molto sconvolta da questa notizia di oggi. Io ho partecipato a tutte le fiaccolate, anche a Torreglia eccetera, per stare vicino agli altri sindaci, perché sono tragedie che colpiscono tutte le comunità piccole come la nostra. Quindi veramente è difficile trovare le parole in questo momento per trovare un senso a questa vicenda. Ecco, è riuscita a sentire qualcuno della famiglia Burattini? Non ancora, non sono ancora riuscita, no. Una famiglia che era stata colpita da un lutto non molto tempo fa, giusto? Sì, a ottobre dell'anno scorso era morto il padre di Sara, e quindi proprio per questo motivo era venuta qui sabato scorso in comune per una vicenda,
ma non avevamo sospettato nulla e quindi insomma era venuta qui per una pratica senza manifestare mai nulla. Ecco, questo purtroppo è anche uno dei risvolti che purtroppo molte volte succedono di tragedie in cui non c'è magari alle volte il coraggio di denunciare. Ora, queste sono solo ipotesi, quelle che stiamo facendo, non sappiamo ancora la dinamica di quello che è comunque un omicidio e sconvolge una comunità. Siete quanti abitanti? 3.500 abitanti. 3.500 abitanti che, come diceva il sindaco, si conoscono tutti quanti. Non so se da studio avete delle domande per il primo cittadino. Guarda, hai anticipato la domanda su Giulia Cecchettin e peraltro la sindaca ci ha appena raccontato che era stata una delle fiaccolate dedicate a Elena. Sì, la sindaca ha sottolineato che ha cercato di essere a tutte le fiaccolate quindi, ecco, del territorio, quelle vicino a lei, anche a Torreglia. Tornando invece al fatto, quindi da quello che si capisce, Sara Buratin era andata a vivere dalla mamma, perché quella è l'abitazione, come ci dicevi tu, della mamma, in Viale Italia, se non sbaglio, di Bovolenta, perché probabilmente non c'era, in qualche modo si era rotto qualcosa col marito, insomma col compagno, anzi, cioè era andata a vivere con la mamma. Questo è ipotizzabile. Certo. Esattamente, questa è l'ipotesi che possiamo fare, ce l'ha confermato appunto il sindaco Pittarello, che si era trasferita da poco dalla madre, quindi immagino una rottura con quello che era il compagno, che era anche il padre di sua figlia, se chiedo conferma alla sindaca, quindi una relazione di molti anni che probabilmente aveva preso una pausa, ci sono molti modi per descriverla, e Sara era tornata evidentemente a stare con la madre probabilmente per cercare di capire quali erano i suoi veri sentimenti. Queste però sono tutte ipotesi che stiamo chiaramente facendo ipotesi, certo, chiaramente ipotesi che verranno dissipate nel momento in cui si riuscirà a parlare con questo compagno che è rintracciabile, perché poi questo è un elemento fondamentale. Esattamente, al momento il compagno risulta irrintracciabile. Si è capito Francesco, si è capito da quello che si è potuto vedere dalla scena del crimine, se è stato recuperato un'arma del delitto? No, era perché le immagini probabilmente lo spiegavano bene, era tutto recintato. Il delitto dovrebbe essere successo davanti al garage, nel piccolo giardinetto coperto anche dalle aiuole che recintano la casa. Quindi all'aperto è successo? Non c'era la testimonianza di un residente che è passato di fronte alla casa ci ha detto di aver visto gli esperti dei carabinieri, la squadra investigativa, fare il sopralluogo fuori dal garage, in quel piccolo giardinetto fuori antestante il garage. Questa è la conferma che ci ha dato un testimone oculare che era passato chiaramente lì prima che succedesse. Francesco, l'hai detto anche tu prima, una famiglia comunque conosciuta, anche Sara molto attiva nella comunità. Esattamente, sì, lo chiediamo anche una conferma al sindaco. Sara era una persona molto attiva anche nel comune. Beh, una ragazza sempre solare, so che partecipava a molte gare podistiche nei paesi qui vicino, quindi la vedevo impegnata con la madre e con la figlia a tutte queste gare podistiche che si facevano intorno ai paesi vicino a noi. Sì, quindi una persona atletica faceva molto sport, sì. Carica di vita, ci viene facile immaginarla. Nicola, ho difficoltà a sentirti. Adesso ti libero Francesco, grazie anche alla sindaca di Bovolenta per questa sua testimonianza. Allora, se ci sono ulteriori aggiornamenti, fra poco ci sarà anche il telegiornale del Veneto, per cui immagino che ci saranno ulteriori aggiornamenti
nel telegiornale. Grazie a Francesco. Inevitabilmente. Grazie Francesco, grazie alla sindaca di Bovolenta Anna Pettinelli. Noi dovremo tornare a Vicenza, ecco qui richiudiamo il capitolo purtroppo femminicidio, lo riapriamo quello sul maltempo. Tutti gli occhi puntati su Vicenza, Luisa. Allora, dacci un aggiornamento. Sì. Dunque, occhi puntati su Vicenza e soprattutto sul retrone. Il traffico della città è completamente in tilt. Vi faccio solo l'esempio: per arrivare dalla redazione al centro solitamente ci impieghiamo un quarto d'ora, oggi ci abbiamo impiegato 40 minuti. Come vedete c'è un grande movimento anche di mezzi della protezione civile, così come dei vigili del fuoco. Noi adesso siamo qui nella stazione ferroviaria perché anche la situazione ferroviaria è in tilt a causa del blocco della circolazione dei treni fra Vicenza e Padova. Ecco, vedete dal tabellone tanti i treni cancellati e io sono qui in compagnia di una ragazza che abbiamo fermato, che è una studentessa e che ci racconta che è dalle 4 di oggi pomeriggio che tenta di prendere un treno, ma l'attesa è stata lunghissima e ancora non ci sono speranze alternative. Sì, certamente. Sono qui, ho finito alle 4 all'incirca, ho perso quello dei 03, che una mia compagna di corso è riuscita a prenderlo uscendo un po' prima, e io ora aspetto mio padre che mi venga a prendere perché devi arrivare a Venezia. Venezia Mestre, sì. Ecco, ovviamente è tutto bloccato, tanti sono qui assiepati in stazione. Io ringrazio la ragazza, la lascio andare. Ci sono anche diversi pullman, probabilmente i mezzi sostitutivi per arrivare alle destinazioni di cui sono stati cancellati i treni, proprio perché il retrone passa in prossimità della stazione ferroviaria e quindi per motivi precauzionali sono state bloccate anche le linee ferroviarie. Come dicevo, traffico in tilt, Fiume Retrone attenzionato speciale, e poi la novità dell'ultima ora è quella che le scuole domani resteranno chiuse qui nel comune di Vicenza, scuole di ogni ordine e grado, così come le palestre, insomma le scuole, anche per evitare che ci sia il traffico, come stiamo vedendo in queste ore, traffico completamente in tilt, anche per consentire gli eventuali soccorsi e una circolazione agevole anche dei mezzi appunto della protezione civile, che domani sarà impegnata sicuramente nel monitoraggio non soltanto del retrone ma anche del Bacchiglione, perché la piena del Bacchiglione è attesa per domani. Per quanto riguarda le condizioni meteo, al momento ha smesso di piovere, però questa è l'unica buona notizia, annunci, dalle previsioni. Sì, per il momento sì, è l'unica buona notizia, anche se appunto riprenderanno, la previsione è quella della ripresa delle piogge consistenti in nottata, e quindi la piena del Bacchiglione è prevista e attesa per domani in mattinata. Sarà attenzionato in modo particolare il punto di confluenza tra Bacchiglione e Retrone. Ecco, per tu il mi momento dicevi, questa è la situazione. Tu mi dicevi prima nel precedente collegamento che era prevista inizialmente una specie di conferenza stampa dal COC. E non è così, mi pare di capire, se sei in stazione. Sì, è prevista questa conferenza stampa che però non è stata confermata e probabilmente non si farà, proprio perché dal comune sia l'assessore sia il sindaco sono impegnati anche nei diversi sopralluoghi e sono sempre in sede stabile al COC. Sì, sempre in movimento, quindi non hanno ritenuto opportuno fare questo tipo di aggiornamento, proprio perché la situazione è in evoluzione qui a Vicenza. Ecco, giusto come ultimo spunto, come ultima domanda, tu ci dicevi allora il Bacchiglione, la piena attesa domani?
Domani sì, mattinata. La piena del Bacchiglione è attesa domani mattina, anche se diciamo, negli anni addietro era il Bacchiglione a fare paura, però con i bacini di laminazione che diciamo, fanno defluire l'acqua prima che arrivi in centro a Vicenza, il Bacchiglione ad oggi fa meno paura, diciamo che è più controllato, è più tenuto sotto controllo rispetto a quello che è il Retrone, che invece è un corso d'acqua che passa proprio su Vicenza. E il problema oggi di Vicenza, ed è anche il motivo per cui molte delle strade sono state chiuse, sono stati i fossi, cioè che l'acqua non è riuscita ad essere assorbita e ad effluire all'interno dei fossi, quindi molte delle strade con il fosso vicino sono state completamente allagate e, come vi abbiamo mostrato nel precedente collegamento, sono diventate praticamente dei fiumi, cosa che ha reso la situazione difficile per la viabilità, perché molte di queste strade insistono su dei nodi cruciali poi per raggiungere il centro di Vicenza, così come la tangenziale. Ecco, mentre quindi se gli occhi sono sul Bacchiglione domani mattina, anche se i bacini di eliminazione aiutano a tenere sotto controllo la situazione, sul Retrone gli occhi sono puntati da adesso e per tutta la notte? Allora, il Retrone, la piena del Retrone c'è stata ad ora di pranzo, tra le 13 e le 14, però appunto prevedendo altre piogge in arrivo sarà monitorato anche domani il Retrone. Benissimo, allora grazie a Luisa Bertini, grazie davvero, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a te, grazie a Simone Squarcina. Ce l'aveva promesso, ha compiuto credo un primo giro, siamo quasi in chiusura dell'edizione straordinaria, poi lasceremo la parola ai nostri telegiornali a partire dal Veneto e ovviamente torneremo a Vicenza e ci ricollegheremo con Luisa Bertini per fare il punto della situazione, ci ricollegheremo con Padova, dobbiamo parlare purtroppo anche del femminicidio di Bovolenta, però ci aveva promesso un aggiornamento e allora di nuovo collegato con noi il sindaco di Castelfranco nonché presidente della provincia Stefano Marcon, rieccoci, grazie mille. Allora, ha fatto un po' un primo monitoraggio nella zona di Treviso, nella zona di Castelfranco? Castelfranco Veneto ho fatto un monitoraggio di persona e, come detto prima, sia l'Avenale che il Muson sono sotto controllo, c'è un margine di sicurezza che ancora oggi ci dice che dovremo passare la nottata senza problemi in attesa dell'evoluzione per domani, dove insomma è prevista una copiosa precipitazione. Ricordo che ne sono già caduti, mi sembra, oltre 40 mm in questa giornata e quindi non è che sia caduta poca pioggia, almeno nella zona nostra, e quindi insomma è da tenere attenzionato. Ma sinora tutto sotto, risultano problematiche particolari. Come scusi? A Castelfranco Veneto non risultano. Ha qualche input dalla provincia? Lei ci diceva anche la provincia era abbastanza tranquilla? Così mi risulta ad oggi, ribadisco che c'è da tenere monitorato e vedere come evolve questa notte e domani mattina. Benissimo, allora domani mattina casomai ci risentiremo. Grazie al sindaco Marcon, grazie davvero. Ecco qui, allora siamo quasi in chiusura, ma vediamo un attimo di fare il punto finale della situazione. Facciamo il punto finale della situazione, facciamo un riepilogo dei due fatti che abbiamo raccontato in questa edizione straordinaria. Un'edizione straordinaria nata per raccontarvi dell'allerta maltempo, per aggiornarvi sulla situazione, e vi abbiamo raccontato in corso d'opera di come anche l'allerta sia cambiata in peggio per Vicenza, quindi l'allerta rossa che era prevista nella zona del Piave Pedemontano, quindi provincia di Treviso e Belluno, è diventata allerta rossa anche su Vicenza, un'allerta idraulica, e lo sappiamo perché, ce l'ha un ben raccontato sia Sharon Di Carlo che Valentina Vesiti, ma soprattutto Luisa Bertini. Abbiamo quindi raccontato questo e vi abbiamo dato un po' il punto della situazione nelle varie province, ma poi questa edizione straordinaria è diventata anche un racconto di un'altra tragedia, di un altro femminicidio, il femminicidio di Bovolenta, la 41enne Sara Buratin, uccisa a coltellate nell'abitazione della madre, dove si trovava, dove abitava da un po' di tempo, era tornato ad abitare con la madre, e il nostro Francesco Ratai ci ha
raccontato, prima con le testimonianze che adesso rivediamo, che con il sindaco in diretta, di una notizia scioccante, di uno shock, soprattutto in un Veneto che soltanto qualche mese fa ha raccontato del femminicidio simbolico, più simbolico del 2023, quello di Giulia Cecchettin, che ha interessato anche evidentemente la provincia di Padova e che purtroppo si trova a raccontare ancora una volta un omicidio con una donna di 41 anni, una mamma, una giovane mamma vittima di femminicidio. Allora, prima di fare il punto finale, il riepilogo sul maltempo, rivediamo le interviste che Francesco Ratai ha raccolto, le abbiamo viste un'ora fa circa, ma le rivediamo perché raccontano dello sconvolgimento di una comunità che non si aspettava davvero di dover assistere all'arrivo dei carabinieri, alle grida di disperazione di una mamma che vede la figlia morta, di un carro funebre che esce con il corpo di una giovane mamma. Allora sentiamo le parole raccolte da Francesco Ratai e poi il punto finale sul maltempo. Sono venuto nel pomeriggio che erano le 3 e sono andato da mia cognata perché dovevo parlarle e ho trovato la situazione come la vedete. Cosa faceva la famiglia? La famiglia sì, la conosco. È del posto? Sono del posto, sono nato qui e la famiglia la conosco. Lì abita la mamma? Lì abita la mamma. Senta, lei cosa ha visto dalla casa della cognata? Ma dalla casa della cognata si vedevano i carabinieri, ma che stavano facendo rilevazioni, però altro no. I rilievi erano fuori casa? Non vi so dire. I rilievi erano fuori casa? Sì, i rilievi erano fuori casa. E la ragazza è nata a Bovolenta. La ragazza è nata a famiglia di Bovolenta, però altro non saprei dirvi, è una cosa che mi lascia alquanto allibito che succeda una cosa del genere. Anche perché conosceva la famiglia e mai si sarebbe immaginato. Una persona più che a modo. Famiglia di lavoratori e altro non vi so dire. Siete per Buropacino? No? Non so se il marito era in pensione della mamma della ragazza. È mancato che sono 3 mesi, ma no. La ragazza, la vittima, aveva una figlia, giusto? Sì, dovrebbe avere una figlia, a quello che so. Mi è venuta notizia così, ma non so niente. Sono qua perché spero di vedere la Maria. Che è la mamma? Sì. Non conosceva la ragazza? Sì, è stata a scuola con mie figlie. È andata a scuola con sue figlie. Sto aspettando a vedere la Maria. Mi spiace per la Maria. Perché è tornata a casa e l'ha trovata lei. Non so niente. Sto solo aspettando di vederla. Lei sa cosa faceva la ragazza? Non so niente, non posso dirvi niente, scusatemi. Non so niente. Nulla di noto. Non so niente. Quindi c'è sereno così. Infatti sì. Era bastonata in testa questa. Mi dispiace per la mamma. La mamma. Quanti anni ha la mamma? È vecchia, sto preso un po' meno di me. Comunque non posso più dire più niente, scusatemi. Queste dunque le parole singhiozzanti dei vicini, amici di famiglia. Una bella immagine di Sara Burattini dal suo profilo Facebook, eccola qui, che guardava un orizzonte che purtroppo non vedrà più. Una ragazza, una donna molto sportiva, lo ha raccontato la sindaca di Bovolenta, una giovane mamma. Indagini ovviamente in corso, ci raccontava Francesco Ratai, c'è un compagno ancora irrintracciabile. Lei era tornata ad abitare con la mamma e quindi c'è da capire cosa può essere accaduto. Questo è il femminicidio di Bovolenta, l'ennesima tragedia. Purtroppo certe cose non insegnano ancora e chissà quanto dovremo attendere perché questi fatti insegnino qualcosa. Chiudiamo allora facendo un riepilogo sul maltempo. Allora, come abbiamo detto, domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Vicenza. C'è
questa problematica raccontata in diretta dalla nostra Luisa Bertini della stazione ferroviaria, della linea ferroviaria. Allora vi ricordo che è stata sospesa la circolazione circolazione ferroviaria, non solo nel tratto tra Vicenza e Padova, dopo il blocco del tratto tra Vicenza e Padova che ha interrotto la circolazione sull'asse tra Venezia e Milano. Questo era stato il primo blocco tra Venezia e Milano. A Vicenza è stato reso noto che sono stati bloccati, lo abbiamo visto in diretta, tutti i convogli in partenza, in arrivo tra il capoluogo berico sia verso Treviso che sulla tratta che conduce a Schio, quindi da Vicenza a Treviso, da Vicenza a Schio, bloccati tutti i convogli. In questo momento la stazione ferroviaria è molto affollata, l'abbiamo visto anche prima, e si cerca di capire cosa fare, e abbiamo visto anche una lunga fila nelle immagini di Simone Squarcino, una lunga fila di autobus sostitutivi che portavano via i viaggiatori, i pendolari che dalle 16 erano di fatto bloccati in stazione non sapendo cosa fare. È una chiusura prudenziale di un tratto importante di ferrovia, deciso anche ovviamente da RFI, da Rete Ferroviaria Italiana, prudenziale, perché ci diceva anche Luisa, il retrone passa proprio vicino alla stazione ferroviaria, quindi quella situazione, anche se la piena, ci raccontava Luisa, è già avvenuta, è già passata tra le 12 e le 13, la costante pioggia di queste ore, anche se poco fa si è interrotta, ma riprenderà fra poco e rischia di piovere per tutta la notte, e il rischio è quello di un ulteriore aggravamento della situazione già di per sé particolare. E poi c'è da osservare il Bacchiglione, e quindi ci sono questi due elementi che hanno di fatto portato la Regione a diramare un'allerta rossa anche su Vicenza, e non più soltanto nella zona del Piave Pedemontano, e cioè l'allerta che era stata diramata ieri sera, 24 ore fa. Questa è la situazione del maltempo. Vicenza, Padova, in parte anche Verona, mentre in montagna l'unica situazione davvero critica riguarda il rischio valanghe, con un'allerta, un livello di rischio 4 su 5, e quindi quello è l'unico elemento, diciamo, che può destare preoccupazione, ma soltanto se ci si avventura, e non lo si deve fare ovviamente, per sciare nelle zone indicate. Non fatelo, non si deve fare, c'è un'allerta molto molto precisa per quanto riguarda le valanghe, ma per il resto la situazione è sotto controllo nel Bellunese, così come lo è nella Marca Trevigiana. Per ora ce lo ha confermato il sindaco di Castelfranco e presidente della provincia, Stefano Marcon. È davvero tutto, abbiamo cercato insomma di darvi un po' di qualche informazione su quanto stava accadendo nel nostro territorio. Fra poco il punto di nuovo con il maltempo, il femminicidio e molta altra cronaca ancora con i nostri telegiornali, a partire dalle 18:30, alle 19 Venezia, alle 19:30 come sempre Treviso, e poi io vi aspetto dalle 21 a Ring. Cercheremo di fare anche un ultimo aggiornamento di maltempo, ma c'è anche molta politica di cui parlare dopo le elezioni in Sardegna. Allora, la pubblicità e poi fra poco il telegiornale del Veneto.